strano se te ne vai. Non mi stupisce quello che fai. Niente di strano se resto qui, senza far niente, tanto è così. Sei come un cigno che allarga le ali. Sei nata libera, devi volare e chiudere a chiave la tua libertà. Sarebbe solo un'assurdità. È così bello vederti felice e di rubarti il sorriso non sono capace. È nascosto dai rami ma lo senti cantare. Se ti vede finita allora fuggirà. Lui non riesce a capire che non vuoi fargli male. Lui capisce soltanto la sua libertà. Niente di strano se te ne vai. Non mi stupisce quello che fai. Devi sentirlo tu dentro di te. Quando è il momento di stare con me. E fino a quel giorno ti devo aspettare. Sei nata libera, puoi ritornare. È nascosto dai rami, ma lo senti cantare. Se ti vede finita allora fuggirà. Lui non riesce a capire che non vuoi fargli male. Lui capisce soltanto la sua libertà. È nascosto dai rami, ma lo senti cantare. Se ti vede finita allora fuggirà. Lui non riesce a capire che non vuoi fargli male. Lui capisce soltanto la sua libertà. Naturalmente un ricordo a tutte queste donne massacrate tutti i giorni da botte, da di tutto e di più da questi uomini terribili, che poi la fanno anche franca perché addirittura non si riesce neanche a mettere il braccialetto elettronico. Pensate come siamo presi, che promozione. Però questa mattina parleremo di un'altra promozione del nostro bellissimo paese, il bel paese, con il professor Nicola Orio, professore associato al Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova. Buongiorno professore, grazie di essere qui.
Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Allora, professor Orio, ma è così difficile promuovere il nostro paese nella maniera giusta, nel modo giusto, con tutte le teste pensanti che abbiamo? Parliamo veramente di robotica, di tutto e di più, e poi non riusciamo a promuovere il nostro paese. Io mi ricordo, glielo dico, professor Orio, anni fa dicevo: ma perché promuovete il radicchio rosso di Treviso in piazza a Treviso? Sarebbe meglio promuoverlo magari in Sicilia, in Calabria, a Roma, a Milano, visto che non lo trovano. Non riesco a capire la fatica di promuovere il nostro paese. Eppure la Francia mette una bottiglia di plastica vicino alla Tour Eiffel e diventa un monumento. Come mai, professore? Beh, innanzitutto è difficile perché abbiamo un sacco di competitor molto attivi, quindi è difficile perché è un mercato molto importante, quello del turismo, che sposta milioni di persone e miliardi di euro, per cui ci troviamo con dei competitor abbastanza bravi. Forse noi come italiani siamo un po' abituati ad avere delle rendite di posizione. Siamo sempre stati un po' il paese del turismo, quindi ci sembra quasi ovvio che le persone vengano in Italia. E poi forse perché abbiamo anche delle zone che soffrono di eccesso di turismo. Venezia è un esempio, proprio quello più smaccato. E questo è un po' il quadro. Poi cos'è? La difficoltà è la difficoltà di saper utilizzare anche i nuovi media per poter promuovere, ad esempio, appunto, i canali social, oppure l'utilizzo sapiente del web, di blog di viaggio. Sono strumenti che vanno un po' presi, e forse la terza difficoltà è la maggiore difficoltà che c'è in Italia a fare rete. Siamo tante piccole realtà, anche e soprattutto nel turismo, e quindi ci troviamo un po' in difficoltà a competere con i grandi operatori, oppure con i luoghi, gli stati, le destinazioni che sanno meglio coordinarsi. Un po' questo è il quadro, forse. Allora, professor Orio, quello che lei sta dicendo è molto importante. Io lo dico sempre anche come associazionismo: non riusciamo a fare rete, siamo tanti campanili, specialmente qua nel Veneto, non riusciamo ad andare oltre, abbiamo più di 5.000 associazioni di volontariato, penso ormai 1.000 su ogni città, dico un numero tanto per dire, e non riusciamo ad aiutare la persona, il disabile, l'anziano, la persona che ha bisogno, perché non conosciamo i dati, come dice lei, perché nessuno ce li dà. Dicono la burocrazia, la privacy, ma se la persona ha bisogno non ci dovrebbero essere queste cose, va aiutata e basta. Ecco, perché non si fa rete? Non siamo culturalmente preparati, siamo molto indietro, perché le persone preparate ci sono, professore. Ecco, io penso abbiamo i migliori ingegneri nel mondo, i migliori chirurghi, abbiamo di tutto e di più. Eppure nel nostro paese, dove dovremmo avere il top dei top, non riusciamo neppure a promuovere. Io dico sempre i numeri che mi arrivano dalle nostre meravigliose colline dell'UNESCO, poi io quando vado dal lunedì al sabato non vedo nessuno. Mi dicono: no, i numeri ci sono, ma so che io non ci vedo bene, professore, oppure questi numeri non mi tornano. C'è qualcosa, io mi sono permessa di dirlo anche un assessore, il quale si è anche indignato, ha detto: ma cosa sta dicendo, i numeri ci sono? Io non li vedo queste persone, se i numeri ci sono io dovrei vedere. Ecco, c'è qualcosa che non torna. Perché non torna mai qualcosa nel nostro paese, professore? È una domanda da milioni di euro. Diciamo, sui numeri, qualcosa che magari so un po' meglio, il grosso problema è la gestione dei flussi, per cui non ha molto senso che il fine settimana ci siano milioni di persone e poi lo stesso luogo il giorno dopo, che ha lo stesso tipo di offerta, lo stesso tipo di qualità, anzi una qualità maggiore per i turisti, ad esempio, sia, non dico deserto, ma comunque sia poco sfruttato. Questo è una capacità anche della destinazione di sapersi vendere, di sapersi presentare. Quindi a volte i numeri ci sono nella media, ma non sono ben distribuiti, e questo è un po' uno svantaggio economico, perché chiaramente un turista che si trova in una situazione meno affollata, con più tempo, più agio, è forse disposto a fermarsi di più, a comprare locale, a interagire con i locali. Invece
Un turista che si trova in un posto affollato forse tenderà a stare meno e interagire meno col luogo. I numeri forse ci sono, ma non sono ben distribuiti, ecco. Grazie professore, guardi, veramente la ringrazio, sono contenta di averla ospite, perché veramente sennò davo veramente i numeri perché non mi tornavano, e lei mi ha spiegato, forse vanno visti in maniera diversa. Allora da lunedì al venerdì ho ragione io, il sabato e la domenica Mario ha ragione l'assessore, Sì, perciò ecco, siamo nella bilancia, siamo uguali. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Dico lavora al mercato di Alto e che parlo di 65 anni fa. Portavano il radicchio rosso nelle somme, sarebbero delle ceste grandi, pesavano 2 quintali e mezzo. Erano legate con lo spago, arrivava a Rialto e poi veniva aperta e il commerciante la vendeva da 10 kg questo. Pensa, chi all'epoca, perché? Perché il mercato era solo a Venezia, ma di passi ne hanno fatto, perché mi sembra che il radicchio rosso sia conosciuto non solo qui in Italia, ma anche all'estero. Innanzitutto è un prodotto speciale, va bene? E dopo sono riusciti, adesso fanno cassette da 1 chilo, 2 chili, voglio dire, da 2 quintali e mezzo di caviale. Il prodotto no, il prodotto è sempre quello e si riuscì a mettersi sul mercato, va bene, e venderlo, che merita cavarsi il cappello davanti al radicchio rosso, è un'eccellenza veneta. E dopo anche a Valdobbiadene, lo conosco benissimo perché di 60 anni che lo pratico. Giustamente, come ti dice a Mirella, bisogna innanzitutto che c'è pochi ristoranti, diversi qui voi, va bene. Sabato e domenica non ti trovi posto perché c'è tutto occupato. Lo che c'è a Valdobbiadene mi interessa vendere il vino e il prosecco chi fa, del turismo del passaggio, ma va bene, vedere la Rina, vedere tanti posti che andavano, ti prenotavi ed era bello salire della volta. Al posto che c'è, bisogneria che si mettesse d'accordo, fare delle piccole feste, delle piccole robe, perché c'è posti meravigliosi, ci si mette la natura, e c'è anche da vedere, e c'è un posto stupendo. Cara Mirella, ti saluto e buongiorno al tuo ospite. Grazie al nostro Rinaldo da Venezia. Salutiamo anche un altro ospite, è arrivato Mauro Dal Ziglio, presidente Atter di Treviso. Buongiorno presidente. Non mi sente? Presidente? Niente, non mi sente. Allora, professor Orio, rispondiamo intanto alla telefonata del nostro Rinaldo, ecco, che ha ricordato i tempi passati dove si promuoveva a Rialto il radicchio rosso di Treviso in maniera diversa, ma sempre si promuoveva, forse arrivava anche più lontano di adesso. Prego. Sì, ha detto anche un'altra cosa, oltre al radicchio rosso di cui sono appassionato, ha detto anche un'altra cosa interessante, è il turismo degli eventi. Bisognerebbe organizzare qualcosa, bisognerebbe far sì che il turista facesse un'esperienza mentre sono lì, non solo passare a comprare la bottiglia di prosecco, ma fermarsi, interagire. Questo è una cosa che si vede molto nel turismo attuale, quello che il turista non cerca più solamente di vedere un bel posto, ma vuole un'esperienza. E questo è tale destinazioni creare queste esperienze che poi hanno un veicolo positivo, perché il turista che non solo si è fatto il salto a San Marco, ma anche è andato sui colli e ha partecipato a un'iniziativa di assaggio di vini, piuttosto che appunto assaggio di radicchio, condividerà poi con i suoi amici nei social e così via, e creando poi una retroazione positiva, perché si è visto che mi pare 3/4, comunque l'85% dei ragazzi sceglie dove andare in base a quello che fanno gli amici, e 3/4 di questi quando scelgono il luogo lo fanno ispirato dalle vacanze degli amici, e metà non andrebbe in un posto se non potesse nel frattempo condividere anche con i propri amici attraverso i canali social, Instagram adesso per i ragazzi,
ma anche Facebook, magari per quelle un po' della fascia d'età tipo la mia, quello che sta vivendo. Quindi un'opportunità importante è quella della creazione di un'esperienza che possa essere condivisa e quindi poi rilanciata per attirare nuove persone. Professor Orio, quello che però fa pensiero è che questo turista lancia dei messaggi di cosa vuole quando viene a visitarci. Ad esempio si porta a casa i prodotti tipici, questo è un messaggio importante, cerca di portarsi a casa un qualcosa che lo ha attirato, come ha detto lei, che l'ha anche gustato, che l'ha apprezzato. Ad esempio in musei a €1 abbiamo visto l'apertura, persone addirittura dello stesso luogo, della stessa città, che non avevano mai visitato perché era troppo caro, perché non potevano andare. Cioè le offerte, noi non è che dobbiamo proprio fasciarci la testa per trovarle, le abbiamo, siamo musei a cielo aperto. Abbiamo i migliori prodotti perché la gastronomia, l'enogastronomia, abbiamo tutto. Eppure, professore, continuano a dirci che stanno facendo di tutto e di più. Ad esempio, la campagna del Ministero della Venere dei Botticelli che mangia la pizza sulla riva del lago di Como. Ecco, forse fa pensare qualcuno, cioè Lago di Como, la pizza, la Venere Botticelli. Lei è stato molto critico, ecco, nel senso che ha detto ma forse dobbiamo cercare di visualizzare, di dare valore a quelle località che abbiamo meravigliose che nessuno conosce. Cioè non è che ci voglia tanto per capire questo, però si fa fatica, si va sempre là, non è che ci sia un business per portarli solo là, comunque là, che rimangono là, e sto parlando di Venezia, Firenze, Roma, guai a spostarsi, là fermi tutti, prego. Allora, sono le rendite di posizione che dicevo all'inizio, il fatto che ci sono dei luoghi che sono attrattori da secoli. E il Grand Tour partiva e toccava Venezia, Firenze, Roma già 2 secoli fa, quindi sicuramente i piccoli devono confrontarsi con queste presenze, oserei dire anche ingombranti ogni tanto. E sicuramente questo è qualcosa che frena. Mi immagino se in posti meno, con meno ricchezza come il nostro trovassero un piccolo scavo archeologico, ci costruirebbero sopra un'iniziativa, una campagna. Noi abbiamo così troppe, tante cose troppe, per cui è difficile, sembra quasi strano poter promuovere qualcosa quando abbiamo così tanto a disposizione. Ciò nonostante, e con la pandemia il fenomeno si è accelerato, ma c'era già prima, e c'è un nuovo tipo di turisti che vuole uscire un po' dai percorsi di massa, che cerca un turismo sostenibile, cerca un turismo appunto esperienziale, come dicevo prima, lontano dai luoghi comuni. Forse citava la Venere dei Botticelli, forse magari il primo giro che ha fatto la Venere, una volta scesa dal dipinto, avrà sentito parlare di Venezia, Como, Firenze, Firenze no, ci abitava, Roma e così via, e si sarà fatto il suo giro. Voglio sperare che nella campagna successiva la Venere cominci a fare un turismo vero, cioè scopra i borghi e scopra i paesaggi non scontati, scopra le attività che si possono fare in Italia, insomma immagino che anche la Venere poi scoprirà le bellezze diverse. Grazie professore, ecco siamo proprio in sintonia, è possibile che qualcuno non riesca a capire che forse bisogna cambiare registro, non è neanche così difficile, penso anche farsi aiutare come ho detto prima anche dal mondo del volontariato, ecco occuparlo di più, lo so che è sempre il volontariato, ma d'altra parte se non c'è niente altro, ecco abbiamo questi giovani che veramente al pomeriggio non sanno cosa fare, cerchiamo di capire e anche di offrire qualcosa a loro che è l'arte, la cultura, la nostra storia, ecco intrigarli un po' di più, dobbiamo prenderli per mano e accompagnarli, loro non arriveranno di sicuro se non ci rendiamo conto che forse dobbiamo ascoltarli di più, che hanno le idee molto chiare. Loro parlano di intelligenza artificiale, parlano di robotica, attenzione a dire che non capiscono niente, che non hanno voglia di fare niente, ce ne sarà qualcuno, ma la maggioranza dei nostri giovani sono veramente dei bravissimi giovani, dei grandi giovani, il futuro è nelle
le loro mani, cerchiamo anche di aiutarli e di ascoltarli anche col turismo, ad esempio, visto l'arte che abbiamo la fortuna di avere nel nostro, la cultura, la musica in Italia è nata in Italia, i più grandi teatri sono in Italia, cioè abbiamo tantissimo, eppure si fa fatica. È arrivato anche il presidente Mauro Dal Ziglio, presidente Ater Treviso. Buongiorno Presidente, che fatica a collegarci stamattina. Mi sembra di andare sulla Luna, mi sono collegata con l'India sabato e qui da noi è una cosa grande. Allora Presidente, cosa ci dice? Allora io ho avuto la scorsa settimana ospite il segretario del SUNIA del CGIL del Veneto, Emilio Viafora, il quale ha detto: emergenza abitativa, le istituzioni comprano le case vendute dall'INPS. Come risponde Presidente? Beh, scusi, in maniera provocatoria dico al Presidente del SUNIA: mi procuri i fondi, io le compro, non è un problema. Ma questa è sicuramente una provocazione, perché è troppo facile tante volte criticare l'operato degli altri o dare soluzioni con bacchette magiche che non è proprio così facile ottenere. Noi stiamo lottando quotidianamente con una situazione difficile, stiamo cercando di mettere a disposizione tutto quello che è il patrimonio, stiamo cercando di sopravvivere, però lei deve capire, quando ne abbiamo già parlato diverse volte, il range di galleggiamento di un immobile oggi gira a 80 euro all'uno, perché questo possa sostenere, non dico guadagnarci, assolutamente, debba sostenersi. Oggi tutti i nuovi inquilini entrano col canone minimo, entrano tutti a 40 euro, quindi la situazione dell'edilizia pubblica residenziale è in perdita, è sempre in perdita. O ci sono, e ce lo auguriamo tutti quanti, dei contributi a livello nazionale, a livello regionale, che ci possono permettere di investire ulteriormente, o noi siamo destinati a galleggiare, non riusciamo a fare nuovi investimenti che possono dare risposte ulteriori, e l'acquisizione di immobili è sicuramente difficile. Questo è successo anche tempo fa per un'asta importante in Treviso, dove c'erano una cinquantina d'alloggi, però sicuramente questo non ci è permesso. Noi quello che riusciamo a fare oggi sono degli interventi importanti che stiamo facendo. Pensiamo alla zona Monilo, dove stiamo realizzando 24 e prossimamente ulteriori 24 alloggi. Stiamo pensando a quello che è l'area Pinqua, dove andremo a realizzare più di 200 alloggi. Però questo avviene perché? Perché ci sono dei contributi nazionali, ci sono i contributi europei, il PNRR, degli altri contributi, pensiamo al CIPE, però i fondi propri sono minori di quelli che sono i costi. Allora Presidente, è vero quello che dice lei, però è anche vero che c'è un'emergenza abitativa che veramente fa impressioni. Io ho un banco solidale, lei lo sa, e ne so qualcosa purtroppo. Il problema è che non è che il cerino lo deve tenere in mano lei. Il problema è che questo cerino continua a passare di mano, passano gli anni, che era l'opposizione, adesso magari in maggioranza, che in maggioranza in qualche città è l'opposizione, però il problema rimane. Il problema è, lei lo sa come la penso, che forse si è venduto troppo, si doveva ristrutturare, non vendere. Il privato che aveva la possibilità di andare in affitto in una casa doveva lasciare libera questa casa, erano case di emergenza, lei capisce bene, anche perché noi abbiamo pagato veramente questa tassa che era messa nella busta paga, ecco, per queste case che sono state poi vendute, erano anche nostre perché le abbiamo pagate noi. Sicuramente non è colpa sua, come ho detto prima, o di queste ultime amministrazioni, però non si è fatto niente o pochissimo. Adesso non è che dobbiamo fare i 100 metri, arrivare subito ed avere tutto, chissà quanti chilometri dobbiamo fare, però c'è l'emergenza. Dove mettiamo queste persone? Cosa facciamo di queste famiglie? Cioè le dividiamo, lasciamo che la mamma con i bambini sotto i 6 anni vada in casa famiglia, che costa una follia, che devo ancora capire il perché non si investe sulla famiglia. Oggi, se non lo sapete, è anche la giornata mondiale della famiglia. Ecco, Presidente, se lei avesse la bacchetta magica, cosa farebbe? Proprio di primo acchito e primo colpo, cosa farebbe? Ecco, se arrivasse una montagna di soldi subito, cosa farebbe? Allora, innanzitutto vorrei tornare un passo indietro. Quello che ha detto lei, che ritengo estremamente corretto. Tanti anni fa si pagava un qualcosa, adesso non ricordo come si chiamasse, sulla busta paga, che era quel piccolo aiuto.
Gesca, il Brava. Era quel piccolo aiuto che si dava a tutti quanti per quel ceto sociale che aveva bisogno o che era più bisognoso, e ritengo che quell'operazione fosse estremamente corretta. Quell'operazione ha permesso la realizzazione di tanto patrimonio che, come ha detto lei, è stata intrapresa una strada nel passato di quella di vendere qualche immobile, e questo ci fa trovare oggi una situazione difficile, una situazione frammentata, dove abbiamo delle palazzine di 10, 8, 6, 20 appartamenti, dove abbiamo una proprietà mista che noi come ATER Treviso e tutte le ATER regionali e nazionali hanno grossissima difficoltà a gestirlo, perché se sei proprietario al 100% riesci a gestirlo, quando non sei più proprietario totalmente vai in difficoltà. Abbiamo un piano vendite approvato dalla Regione con numeri, devo ammettere, sono sproporzionati. Noi come Consiglio di amministrazione lo stiamo rivedendo totalmente per ridurlo in maniera importante, perché dove abbiamo la proprietà complessiva noi non vogliamo assolutamente che questo bene venga venduto, venga depauperato, quindi vogliamo mantenerlo in seno all'ente in modo tale da dare risposte. Se avessi una montagna di soldi sarei estremamente felice per il territorio e per tutte quelle persone che ne hanno bisogno. Cercherei di dare risposte immediate, e la risposta secondo me non è l'assistenzialismo, ma è la responsabilizzazione delle persone, il poter dare un tetto sopra la testa a queste persone, ma contestualmente educarle e renderle consapevoli della fortuna che hanno e di quello che gli viene affidato, e responsabilizzarle perché questo possa essere restituito un domani nelle condizioni in cui viene consegnato oggi. Allora, non abbiamo solo questo, purtroppo abbiamo visto, qui mi rivolgo al professor Nicola Orio, la protesta degli studenti che non trovano prezzi decenti nel vero senso della parola. Abbiamo sentito cosa pagano per una stanza magari a Milano, tanto per dire, perché le grandi università sono anche là, ricordiamoci dove sono le grandi università. Eppure questi ragazzi hanno avuto veramente il coraggio, ancora una volta, e sono loro, a scendere nelle piazze, a occupare certi spazi anche con le tende, per dire dove stiamo andando a parare? Cosa facciamo noi? Come facciamo a studiare in queste condizioni se una casa una stanza, non una casa, una stanza devo pagare questi? Ecco, anche questa è una promozione turistica. Io non faccio nome perché oggi siamo ancora in campagna elettorale, però io avevo la fortuna di avere un amministratore che ad esempio a Villa Margherita ha detto: non la venderò mai, cercherò di ristrutturarla e di dare la possibilità a chi è in svantaggio di usufruire di questo bene comune. Sto parlando di una delle più belle ville venete che abbiamo a Treviso, e questo è stato molto apprezzato, che non è facile sentire un amministratore che dice conservo e cerco di ristrutturare, di mettere a disposizione soprattutto per le fragilità o alle persone che hanno bisogno, che possono essere anche gli studenti. Anche questa non è promozione turistica, professor Orio, o sbaglio? Sì, anche questo è un modo di promozione. Il problema degli studenti è oggettivamente molto, molto importante. Io, come sa, insegno, quindi incontro studenti, e mi ricollego anche a quello che ho detto all'inizio, poco fa, della grandissima risorsa che sono gli studenti. Sottolineo questa cosa perché e vedo che sono persone molto in gamba, molto motivate, ed è un piacere lavorare con loro e insegnare. Tornando al problema degli alloggi, c'è un'interazione anche negativa del turismo, è uno dei problemi del turismo. A Padova, da quando c'è stato un rilancio turistico, anche grazie al fatto di essere entrato per la seconda volta come patrimonio UNESCO, è diventato forse più remunerativo per i locali fare affitti brevi ai turisti piuttosto che non affitti lunghi per gli studenti a quote più basse. Quindi c'è un'interazione non sempre virtuosa tra turismo, abitanti o comunque studenti. E l'università sta facendo delle politiche di creazione di nuovi alloggi, ma sono tempi molto, molto lunghi chiaramente. E quello che avviene adesso in molte città è quello che forse abbiamo visto già succedere in città all'estero. È un quartiere, una zona, c'è Milano, c'è Padova, diventano interessanti per
per le persone che possono permettersi affitti più alti o costi più alti, e quindi questo ingenera un'attrazione anche di turisti verso certe zone che allontana un pochino i locali. Questo è un fenomeno che purtroppo si è verificato in più luoghi. È difficile pensare delle politiche di mantenimento, però se ne parla proprio a Roma anche, se parla spesso, e credo che il grosso rischio qui è di spopolare la città, cioè che il turismo diventi quasi predatorio. Mi interessa un luogo, diventa un luogo, pensiamo a Venezia, un luogo dove è più facile lavorare per i turisti, essere turisti, che non per i cittadini. I cittadini si allontanano e il luogo rischia di perdere poi interesse per i turisti stessi. Quindi è nella politica stessa del locale quella di promuovere la presenza di locali, perché è un vantaggio positivo anche nell'attrazione turistica. Pubblicità. Le grandi società lasciano deserte le aste per poi acquistare a prezzi molto bassi le case, immettendole sul mercato a cifre che non sono accessibili alla stragrande maggioranza delle persone comuni. Prosegue sempre il segretario della CGIL del Sunia, Emilio Viafora. Se a questo aggiungiamo l'emergenza sfratti e quella abitativa, che stanno diventando drammatiche anche a causa della scelta del governo di non rifinanziare il fondo dedicato e la carenza di edilizia popolare, ci rendiamo immediatamente conto di quanto sbagliata sia questa politica di dismissione del patrimonio pubblico. Allora, Presidente D'Azeglio, sono parole forti, questa emergenza si fa sentire, bussano a queste porte disperati, gente che non riesce più a pagare il mutuo, non ce la fanno più, una montagna di strade, poi ci sono gli avvoltoi pronti là, fermi in agguato. Ma bisognerà anche pur finirla con questa storia di questi avvoltoi, perché ne abbiamo uno dietro l'angolo su ogni cosa. L'aumento di prezzi è fatto di avvoltoi, perché non è vero che c'è questo aumento, lo dicono le associazioni di categoria. Cosa sta succedendo secondo lei, Presidente, che devo dire anche ce la sta mettendo tutta per dare delle risposte concrete, ma in base a quello che ha la Regione? Eppure la Regione dicono che è piena di soldi, qualcuno dice dove sono tutti questi soldi, perché non li danno, o ci sono solo i soldi per le Olimpiadi? Prego, Presidente. Allora, della presenza di avvoltoi che girino o sfruttino la situazione, io questa qua non la vedo proprio come una realtà. Mi sembra, ossia, quando ci sono degli immobili che vengono venduti in maniera forzata all'asta è pubblica, chiunque ci può partecipare, e anzi devo dire che è la tendenza dei giudici oggi di portare i prezzi talmente bassi in modo tale da invogliare la gente a parteciparvi. Se poi andiamo a discutere sulla scelta fatta per il passato di mettere in vendita un patrimonio immobiliare, su questa possiamo ragionarci e trovare tutte quelle che sono gli errori che sono stati fatti, però tutti gli errori ci devono insegnare di migliorare e di non ripeterli più. Noi oggi stiamo sicuramente completando un percorso che è stato iniziato e prevede anche delle fuoriuscite, però dobbiamo impegnarci tutti quanti assieme per cercare di rimpinguare il patrimonio immobiliare. Un patrimonio immobiliare della provincia di Treviso che noi l'ATER di Treviso gestisce più di 5.000 alloggi. 5.000 alloggi non sono proprio pochi, è un decoroso patrimonio. Sicuramente è difficilissimo dare una risposta complessiva a tutte quelle che sono le richieste, ma pensiamo che la società è cambiata totalmente. Una volta negli anni 70-80 l'alloggio popolare era quell'alloggio che veniva dato all'operaio, al ceto medio. Oggi il richiedente si è abbassato totalmente, abbiamo una povertà totalmente diversa. Come dicevo poc'anzi, l'inquilino medio oggi entra a 40 euro, che è il canone minimo, e quindi capite che c'è qualcosa che stride. Quindi
Quindi dobbiamo intervenire ai piani più alti, dove dare un potere maggiore d'acquisto, quindi uno stipendio adeguato alle persone, e dobbiamo cercare di calmierare anche il mercato. E una freccia la voglio lanciare anche per i proprietari degli immobili. Oggi come oggi anche noi, Ater Treviso, proprietari di immobili, qualche volta ci troviamo a fare degli sfratti dolorosi, che però vengono analizzati, vengono vagliati nelle commissioni dove partecipano anche i servizi sociali di tutti i comuni, perché nessun sfratto viene perché Ater si sveglia una mattina e dice Mario Rossi non ha pagato l'affitto, lo buttiamo fuori. No, ci sono dei percorsi, ci sono degli accessi e ci sono delle commissioni che si riuniscono ed esprimono dei pareri. Quando arriviamo a degli sfratti non è possibile quando sono leciti, perché le ricordo che abbiamo fatto sfratti di persone pensionate, che oggi come oggi un pensionato deve essere una persona fortunata perché ha un reddito sicuro, dove arriviamo ad quinto accesso con uso di persone, con uso di risorse, per arrivare a prendere in mano di nuovo quell'alloggio e poterlo dare a una persona che magari ne ha veramente bisogno. Quindi bisogna anche salvaguardare anche i proprietari. Mi scusi, ma lo devo dire anche questo. Allora, sbagliare è umano, perseverare è diabolico, nel senso che gli errori sono stati fatti, ma bisogna porre rimedio. Qualcuno ha pensato bene a mettere davanti questo elefante che è la burocrazia. Io penso a quelle signore che vengono al Banco Solidale diversamente giovani, che abitano su appartamenti molto grandi perché sono lasciate sole, senza ascensore, e non riescono a cambiare questo appartamento con uno più piccolo come vorrebbero, perché non serve più. Però c'è la burocrazia davanti, vai a cambiare tu un appartamento a una signora anziana, anche se è diversamente abile, che ha problemi, che non c'è l'ascensore. Capite che c'è qualcosa che è fermo completo e avanti con sta burocrazia. Però il Ponte Morandi insegna: se hai voglia di centrare l'obiettivo, la burocrazia non esiste più, e allora si fa. Qui sto parlando anche a livello nazionale, che si deve cambiare registro, perché veramente qua sta succedendo il finimondo se qualcuno non lo sa. La povertà sta aumentando, l'emergenza abitativa è drammatica, i 2 stipendi non bastano più. Ecco, professor Orio, anche questi ragazzi ne stanno pagando le conseguenze, perché veramente il ragazzo ha bisogno di storia, di cultura, di conoscere, di studiare, però se abbiamo poi questi prezzi se ne vanno all'estero, cosa fanno qua? E perdiamo quel bene prezioso perché li abbiamo fatti studiare qui, poi se ne vanno via, perché cosa faccio in questo paese? Qualcuno dice che non è vero, però le uscite dal paese dei giovani, la matematica non dà scampo. Cosa dice, professore? Io sono dentro ai problemi, ad esempio, del movimento delle persone legate all'università. E non so se questa cosa può essere generalizzata, però quello che i dati sull'Italia dicono che tutto sommato la quantità di italiani laureati, quindi con forti competenze, che vanno all'estero, non è poi così diversa da quella di altri paesi. La differenza è che noi attiriamo poco laureati competenti di altre nazioni. Cioè siamo molto generosi nel dare persone in gamba, competenti, brave, formate, e siamo meno bravi ad attirare altrettante persone dall'estero, che darebbero poi ricchezza, perché così come sono italiani in Francia che mettono le loro competenze, forse qualche francese da noi potrebbe dare un modo diverso di vedere le cose. Quindi è la bilancia che non è ben tarata. L'altro problema è proprio forse sugli stipendi, nel senso che è legato poi a questo. È difficile per un laureato avere uno stipendio che compensi in tempi brevi il tempo che ha impiegato a laurearsi, e quindi con cui ha lavorato poco, ha lavorato un lavoro parziale. Quindi non è allettante il mercato del lavoro per molti laureati, non tutte le lauree, chiaramente, ci sono alcune ancora molto forti, come medicina ad esempio, però altri titoli non sono così allettanti per il mondo del lavoro.
Però, professor Orio, una volta i grandi capitani di industria che abbiamo avuto nel passato, forse molto meno nel presente, pensavano a queste figure e costruivano le case, vi ricordate, anche vicino alle fabbriche, davano la possibilità a questo operaio di integrarsi, di lavorare con la famiglia. Ecco, poi è successo il finimondo. Più siamo andati avanti col progresso, hanno pensato a un marketing diverso, non hanno più pensato alla persona, di investire sulla persona, e così si continua in tutti i settori. Non investo più nella persona ma investo nella struttura, perché adesso si dice i fondi del PNRR sono per le strutture, non sono per le persone. Ma è proprio vero, o secondo lei, qui vorrei anche che parlasse anche il Presidente D'Azeglio, visto che parliamo di strutture e di tanti soldi che arriveranno, in parte sono già arrivati, non sappiamo dove sono, perché nessuno ci dice niente, ecco, di investire anche in maniera diversa, di parlare con questi imprenditori, perché qualcosa dovrà pur succedere. Abbiamo sentito i grandi ricchi dove abitano a Cortina, e naturalmente chi sono? Uguale, fate voi a casa 1+1, ci sono. Ecco, perché si investe così poco sul capitale umano? Invece una volta questi grandi capitani di industria, che sfortunatamente sono morti, ma abbiamo avuto, la prima cosa era sulla persona, oppure la persona e la struttura, ma sempre la persona prima. Prego, Presidente, lei è anche imprenditore. Allora, vorrei tornare, Mirella, se mi è permesso, indietro un attimo. Quando te hai toccato la questione delle mobilità. Le mobilità che tante volte vengono chieste, però sono estremamente difficili da portare a termine. Vorrei ribadire che se ci sono delle mobilità importanti dovute a questioni sanitarie, a problemi di deambulazione, a problemi di qualsiasi tipo, però legate alla salute della persona, devono essere gestite dai comuni. Però contestualmente i comuni sono in grossa difficoltà. Perché? Perché nel momento in cui prendono in carico una mobilità, vanno a togliere la possibilità di avere un alloggio disponibile per l'emergenza abitativa. Quindi, come che si dice, del can se corre a coa, cioè gli alloggi sono centellinati, le mobilità richieste sono tante e le richieste sono altrettanto tante, quindi si cerca di dire: hai una situazione abitativa magari non perfettamente ideale alla tua situazione, ma hai un tetto sulla testa, e quindi cerchiamo di dare risposta a un altro nucleo abitativo che ha necessità. Però siccome tante volte i comuni vengono a dire o danno risposte ai loro utenti che è ATER che deve fare i bandi di mobilità, noi possiamo fare, perché ci sono bandi ordinari e straordinari, noi li possiamo fare, però sappiamo, e lo stiamo facendo perché abbiamo messo a disposizione degli alloggi per fare questi bandi di mobilità, che andiamo ad erodere il patrimonio disponibile dei comuni. Quindi attenzione a quello che facciamo. Però oggi noi, se ci sono delle richieste dei comuni per motivi di salute, noi li portiamo a termine perché i comuni ce lo chiedono, non è un problema. Un'altra risposta che volevo darti è quando giustamente ti hai detto si parla tanto di soldi, PNRR e quant'altro, dove sono. La prima tranche è arrivata. Noi a Treviso sai che abbiamo un grosso finanziamento per la zona del Munigo, i soldi ci sono, hanno cominciato ad arrivare e stiamo andando avanti con un cronoprogramma che viene rispettato in maniera scrupolosa, perché le date del PNRR sono vincolanti e noi come tali dobbiamo andare avanti. Allora, professor Orio, un'altra cosa importante è che delle volte queste strutture, queste fabbriche antiche sono diventate un patrimonio intoccabile, però c'è sempre questo problema, io lo ripeto, di questo avvoltoio che arriva, che ha tantissimi soldi, che investe e poi fa appartamenti di lusso. Ecco, perché non si pensa veramente in maniera diversa? Eppure queste persone hanno famiglia, hanno figli, sanno cosa vuol dire, però non li tocca. È come la sanità privata e pubblica. Ha tanti soldi, qual è il problema? Vado nella sanità privata e faccio quello che devo fare. Non ho soldi, devo fare la lista d'attesa
un'impresa, affidarmi alla buona sorte che mi vada bene, però devo affidarmi al pubblico, perciò non ce la faccio. Ecco, qui a livello nazionale e poi a livello anche regionale qualcuno dovrebbe pur battere un colpo, perché noi abbiamo queste meraviglie, le caserme, abbiamo queste ville venete che delle volte sono anche di proprietà o provinciale o comunale o regionale, oppure del demanio, che sono lasciate là ferme, immobili, anni e anni, perché c'è sempre il business sotto. Se non ho il business non faccio niente. Eppure noi avevamo, come dicevo prima, non possiamo lasciare il cerino in mano sempre agli ultimi amministratori, quando nel passato avevano una montagna di soldi ma hanno lasciato fermo tutto, nel degrado tutto, perché se tocco faccio male a qualcuno e io non posso permettermi questo. Cosa dice, professore? È un tema molto, molto complesso. Quando si studiano diciamo, i temi turistici, una figure che partecipano, ci sono sicuramente gli avvoltoi, quelli che sfruttano le risorse, e c'è un ruolo importante dell'amministrazione che deve dare le regole corrette, e però c'è anche ci sono anche altre figure. L'innovazione innanzitutto, cioè la possibilità di creare nuovi tipi di servizi, e poi se ne parlava all'inizio, forse un tema tipico del Veneto, forse dell'Italia, del fare rete. Il piccolo non può contrastare il grande operatore. Una rete di piccoli può riuscire a gestire, ad esempio, un acquisto della villa, oppure un'iniziativa, adesso parliamo dell'edilizia, ma proprio potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Una rete di persone può contrastare il grande imprenditore, che non certo viene a fare del bene, anche se ha una famiglia, insomma, forse piace alla sua famiglia, non alla nostra. Infatti ho avuto un grande luminare la scorsa settimana, il professor Galimberti, il quale ha detto dobbiamo fare una class action per far capire l'importanza di metterci tutti assieme, perché solo così riusciremo a dimostrare che ci siamo e che esistiamo. Cosa dice Presidente D'Azeglio? Arriveremo a questo, per far capire le necessità che ha il cittadino, che ha l'anziano, che ha lo studente, che hanno le associazioni. Prego. Sicuramente l'unione e il dialogo porta a grandi risultati. Cerchiamo di fare squadra, perché anche la mia esperienza amministrativa mi ha insegnato che con la volontà e tutti quanti assieme si portano a casa ottimi risultati. Noi Ater Treviso c'è, vogliamo esserci, continuiamo a sondare tutte quelle che sono le possibilità per continuare a incrementare, a migliorare, e penso che tutti i sindaci lo possano confermare, il rapporto, il dialogo e la vicinanza che noi vogliamo avere con le istituzioni locali. E questo lo dico a piena voce, forse, anzi sicuramente, visto la mia esperienza decennale da sindaco di un comune medio, dove tante volte ti trovi a bussare a delle porte che sono costantemente chiuse. Quindi Ater Treviso vuole essere una porta aperta ai sindaci e alle amministrazioni pubbliche, e questo ne è esempio anche l'istituzione di un numero diretto. Una lamentela che io ho trovato quando sono arrivato in Ater Treviso era la difficoltà di comunicare, ed è per questo che abbiamo voluto una linea diretta per i servizi sociali, per i sindaci, per i comuni, che possa dialogare, che possa portare quelle che sono le emergenze, i bisogni immediati nelle nostre istituzioni. Sono quotidiane le chiamate che io ricevo da amici, ripeto, sindaci, che mi dicono: Mauro, guarda che ho uno sfratto, ho una famiglia in difficoltà, dammi una mano, sistemami sto appartamento. Quello che è possibile noi ci siamo, e vogliamo essere proprio quel braccio di aiuto, di supporto alle amministrazioni locali.
Anche perché prossimamente vedrete questo nuovo cambiamento, i servizi sociali non saranno più di competenza dell'ULSS ma saranno dei comuni, perciò avremo ancora questi sindaci maggiormente responsabili della salute dei loro cittadini, e qua non ne veniamo fuori, come ho detto prima, se qualcosa non cambiamo. Allora, prima di salutare i miei ospiti, io vorrei leggere la Costituzione. Questa Costituzione che ho iniziato a leggere, siamo arrivati all'articolo 16. Allora, ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Articolo 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Allora, abbiamo Alberto in linea, poi salutiamo gli ospiti. Vai Alberto. Buongiorno, io volevo domandare al signor D'Argiglio perché non mi dà un appuntamento qualche volta come richiesto tramite telefono? Con lui non si può parlare all'ater, perché? Stai in linea Alberto, stai in linea, vediamo cosa ti risponde il presidente D'Argiglio, che abbiamo la fortuna di avere ospite questa mattina. Prego. Allora, saluto innanzitutto il signore che non conosco. Penso che possiate capire che Ater Treviso ha 5.300 alloggi e tante persone che sono in attesa. Ci sono degli uffici che vanno a vagliare, a prendere le telefonate e fare una cernita. Se gli uffici hanno valutato che questa risposta, che la risposta che viene data sicuramente al signore da parte degli uffici è completa e non necessita di impegnare il tempo, che per carità io ci sono, hanno dato loro la risposta, probabilmente l'hanno bloccata loro, però io dare una risposta perché non ho parlato con questo signore che non conosco, ripeto, non so dirle, ma sicuramente gli uffici hanno fatto le loro valutazioni. Alberto? Sì? Prego. Signor D'Argiglio, volevo dirgli che io sono un amico di un certo Benozzi che lui conosce benissimo. Sì? Parla Alberto, vai avanti. Non ascoltare la televisione, Alberto, parla. No. Io sono un amico di un certo Benozzi che lei conosce benissimo. E volevo una richiesta di un appuntamento. Non si sente niente. Alberto, abbiamo capito che vuoi un appuntamento col presidente D'Argiglio. Il presidente ha spiegato che ci sono degli uffici competenti, però presidente, magari ascoltare sto Alberto, insomma dai, bisogna anche cercare di venire incontro a queste persone che hanno anche il coraggio di chiamare in diretta e di dire incontriamoci, dialoghiamoci, perché io sono convinta che forse il dialogo, specialmente dai numeri uno, anch'io vado sempre dal numero uno, sa Presidente, lei lo sa, quando ho un problema vado sempre dal numero uno, perché sennò non riesco a farmi capire, cioè c'è sempre qualcosa, e ora forse Alberto, se parlerà con lei, magari riuscirà a capire qual è il problema e magari la strada assieme per concluderlo. Cosa dice Presidente? Una cosa Mirella, sicuramente prenderò nota, se mi ricorda anche il nome del signore. Sì, le farò avere tutto. Fammi avere tutto Mirella. Una cosa che non mi piace, se mi è consentita, io ho tanti amici
ma questi sicuramente non aiutano ad avere strade agevolate, perché tutti i cittadini sono uguali. Ha fatto bene a dirlo e questa trasmissione serve a fare chiarezza. Non è l'amico dell'amico, ma è quello che mi aspetta di diritto che posso avere, o se non posso avere qualcuno me lo deve spiegare. Non è l'amico dell'amico, che poi io odio anch'io queste robe qua, perché sennò siamo classe A e classe B. Allora, grazie al Presidente. Ecco, io vorrei D'Alzilio, grazie Mauro D'Alzilio, Presidente Ater Treviso. Allora, professor Orio, ha sentito che ho letto questi articoli della Costituzione, lo faccio quasi tutte le mattine, se non tutte le mattine, perché trovo fondamentale capire anche cosa dice la nostra Costituzione, i diritti e i doveri. Prego, professor Orio. Beh, il primo articolo che ha letto è anche un po' legato al turismo, la possibilità di potersi muovere nel territorio liberamente, fruire. Ci leggo sotto un orgoglio per il territorio, anche non solo, chiaramente le ragioni politiche per cui c'è stata la necessità di il fatto che tutti sono liberi di muoversi in territorio, non c'è il confine, non c'è la limitazione della libertà personale, però c'è anche un po' sul soggiace l'idea di poter uscire, quindi forse il turismo è dentro la nostra Costituzione. Professor Orio, devo chiudere il collegamento perché la connessione che non va assolutamente bene. Allora salutiamo il professor Nicola Orio, professore associato al Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova. Grazie professore, buon lavoro, mi saluti i suoi studenti e sempre avanti. Pubblicità. Donne, che l'amore trasformerà. Mamme, questo è il dono che Dio vi fa, tra batuffoli e fasce, 1000 sogni nel cuore, per un bimbo che nasce. Quante gioie e dolore. Son tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore. Son le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amor. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità. Mamme, quante pene l'amor vi dà. Ieri, oggi, sempre, per voi mamme non c'è pietà. Ogni vostro bambino, quando un uomo sarà, segue il proprio destino e da voi fuggirà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le
le mamme del mondo, ma soprattutto più bella tu sei, tu che m'hai dato il tuo bene profondo e sei la mamma dei bimbi miei, e sei la mamma dei bimbi. Oggi la festa internazionale della famiglia, ieri la festa della mamma, non potevano mandare una canzone e dedicarla a queste figure, a queste donne, sempre donne, poverette, queste donne, queste mamme di una volta, queste mamme del giorno d'oggi, avete visto sempre mamme sono. È un onore avere per me questa mattina due donne. Abbiamo collegata da Modena Erika Borellini, caregiver. Buongiorno Borellini. Buongiorno, mi sente Borellini? Io la sento, mi sentite? Sì, bene adesso, grazie a Erika Borellini, come ripeto caregiver, collegata con noi da Modena. Abbiamo Michela Morutto, invece collegata da Concordia Sagittaria, mamma caregiver che voi conoscete già. Ciao Michela, come stai? Buongiorno a tutti. Ciao Mirella. Ciao, allora io inizierei proprio da te Michela Morutto con la tua storia che ha commosso non solo il Veneto ma penso tutta Italia, questo bambino che è diventato alfiere della Repubblica premiato da Mattarella. Spero che oltre ai premi sia arrivato qualcos'altro e soprattutto come sta tuo marito. Prego Michela. Allora grazie. Allora mio marito sta scivolando l'oblio purtroppo. E siamo un attimino un po' tutti con il cuore in mano perché lo vediamo che perde pezzi di sé ogni volta, ogni momento in cui lui può essere con noi. Ieri abbiamo festeggiato la comunione di Andrea, il nostro piccolino, lui è stato con noi in chiesa e che non sapeva neanche dove si trovava. È stato importante che lui fosse assieme a noi, che ci fosse anche se poco collegato direttamente con la realtà, ma è stata una cosa comunque bellissima, bellissima per me, per lui e per la famiglia. Ecco Michela, questo marito che però tu ti stai battendo per una struttura più adeguata, per un'accoglienza diversa, quando tu vai a trovarlo con questi bambini che stanno crescendo, stanno diventando ragazzi che vedono che il loro papà non può essere messo assieme ad altre persone che non c'entrano niente con lui, perché stiamo parlando di una persona ancora giovane, purtroppo colpita da questa demenza in età molto giovane, parliamo sui 40 anni. Ecco, com'è la situazione Michela? Tutta stamattina che si parla di strutture e non di persone, aiuti alle persone, poi sentiamo anche Erika Borellini. Prego Michela. Giustamente come dicevi tu Mirella, la struttura è pensata per persone anziane, quindi per far passare il tempo a una persona di 51 anni giocare al memory piuttosto che sentire il rosario ha poca valenza, perché lui avrebbe bisogno di essere supportato e stimolato in altri modi, anche fosse solo le canzoni. Se a lui piace Vasco Rossi, che mi sente la Madonnina viene dal mare, magari più di tanto non gli interessa. Non sono sicuramente strutture pensate per persone giovani, anche dei bambini che si rapportano vedendo il papà con delle persone magari con altre problematiche, molto anziane, non è il massimo, però purtroppo non ci sono strutture adeguate per una persona così giovane, perlomeno non ci sono qua nel nostro circondario. Un'altra cosa importante invece, finalmente, dopo tante battaglie, tu in prima linea sei stata la prima proprio a far capire l'importanza del caregiver, che è questa persona che aiuta questa persona in difficoltà che è a casa. Com'è la situazione Michela? Ma io personalmente non sarei neanche più caregiver perché mio marito è ricoverato, ma io sono costantemente aggiornata dalla struttura, mi chiamano, mi dicono che Paolo peggiora, che purtroppo al decadimento va avanti, ci sono anche problematiche fisiche, voglio dire, che si accompagnano, quindi io dico
Nessuno mi riconosce il mio stato di caregiver, ma io sono sempre attaccata al telefono, devo comunque lavorare per mantenere anche la struttura di mio marito, me stessa e 2 bambini, e sono una semplice impiegata qua. Paperon de Paperoni non abita a casa mia, e quando tu mi chiedi chi ci ha aiutato, posso dire ci ha aiutato la Mirella e la grande famiglia di Rete Veneta Antenna 3, perché altri aiuti e supporti, voglio dire, da chi di dovere noi non abbiamo ricevuto nulla, se non qualcosina, ma proprio il minimo indispensabile. Qua ci sono figli da mantenere, una casa, e abbiamo anche problemi di salute, perché sto combattendo anch'io, perché sono anch'io una persona disabile, non mi sono curata e adesso non sto bene, devo prendere provvedimenti. Allora sentiamo anche Erika Borellini, caregiver. Prego Erika. Buongiorno, intanto saluto Michela, che abbiamo una conoscenza epistolare ormai. Io sul tema caregiver e strutture sono meno informata, in quanto mia madre è a domicilio. Per quanto riguarda gli aiuti, devo dire che in Emilia-Romagna, almeno per quanto mi riguarda, i presidi di base ci vengono dati, però stanno calando sempre di più negli anni. Quindi siamo arrivati a un punto che se uno non ha delle risorse economiche proprie messe da parte, fa abbastanza fatica ad andare avanti, perché comunque ci sono gli integratori che non vengono passati con le medicine ma che aiutano il funzionamento organico della persona, ci sono i letti elettrici che servono sia al paziente che al familiare, che non vengono passati, vengono ancora passati i letti a manovella ad esempio, e tutti gli altri ausili. Per cui sul fatto di cura c'è ancora molto da fare, anche di riconoscimento, perché in Emilia Romagna viene dato un piccolo assegno, però non come caregiver ma come aiuto, almeno a noi viene dato, non viene dato neanche a tutti da quello che so, però non basta, perché tra l'accompagnamento, la pensione e questo comunque ci paghi l'assistente domiciliare e il resto è tutto a spese tue. Allora Erika Borellini, la fatica di far capire invece l'importanza di questa figura, perché io mi prendo questo impegno, però è mia mamma, è mio papà, è un mio familiare, io devo essere aiutata in questo, anche perché devo pagare una persona che mi aiuti, da sola non ce la faccio perché funziona così. Ecco, perché non si sente la necessità di aiutare la persona, di dare i servizi alla persona? E sì che ormai stanno in molti gridando aiuto, aiuto, così non si può andare avanti, non ce la facciamo più. Michela da una parte parla di strutture, ma anche del problema che lei di crescere questi bambini, questi ragazzi, di avere la famiglia che continua ad andare avanti. Tu lo stesso, io non ce la faccio, sì aiuto la mamma, ma è poca cosa rispetto a quello che ho bisogno, perché i costi sono altissimi, è aumentato tutto, poi oltretutto, prego, cosa vuoi dire Erika? Ma volevo dire che innanzitutto con la cronicità delle malattie che aumenta sempre di più e col fatto che sempre più persone vanno avanti con l'età, i caregiver sono sempre di più, e questo è un dato di fatto. Forse non si è capito che se non si aiuta il caregiver oltre che al paziente, alla fine ci si trova a avere 2 malati, come dico io, perché come diceva Michela, anche noi abbiamo delle patologie che spesso trascuriamo e ci arriva il conto tutto insieme alla fine, perché anch'io ho i miei problemi per cui devo andare anch'io a fare le visite adesso, e purtroppo non viene considerata la figura del caregiver ancora, eppure ci sarebbe tanto bisogno dal punto di vista sia psicologico, di un percorso psicologico, perché non tutti sono pronti ad accettare la malattia, non tutti la elaborano adeguatamente, e anche a livello di forza fisica è impegnativo, perché uno fa una scelta consapevole. Ad esempio io sono consapevole di quello che faccio, il mio ormai è uno stile di vita, perché essere caregiver diventa anche uno stile di vita a un certo punto, perché se non ti adatti soccombi, posso dirlo tranquillamente, e allo stesso tempo hai bisogno però di qualcuno che ti aiuti, perché sennò io comincio ad avere l'età che dovrei andare a lavorare, come faccio ad andare a lavorare? Quello che viene passato è quello giusto per pagare l'assistente domiciliare.
Anche perché noi abbiamo avuto l'associazione che si occupa di badanti, parliamo anche più chiaro perché così diversamente giovani a casa riescono a capire questi nomi possibili che non si riesce, ma è perché nella confusione c'è qualcuno che ci sguazza, dico io questo. Ecco, i costi sono alti, le famiglie non possono con le pensioni che hanno i nostri diversamente giovani, oppure gli stipendi non permettono di avere queste figure, costano troppo, è una cosa veramente che qualcuno, io penso che la nostra Premier Giorgia Meloni, come è andata dagli alpini, oggi è la giornata internazionale delle famiglie, oltre al ministro della famiglia dovrebbe prendere in mano la situazione, lei donna, lei mamma, ecco, sicuramente deve capire che queste famiglie hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di servizi. O sbaglio, Michela? Tanti ministri, tante parole, cambia governo, ma adesso c'è una donna, dovrebbe battere un colpo, o sbaglio, Michela? Michela Morutto. Anche più di un colpo. Io avrei anche cercato di far arrivare l'idea di incontrare la Presidente Meloni, insomma, perché credo che si dimostra molto attenta, però in realtà, a parte le parole, bisogna andare avanti anche poi con tutto il contorno, voglio dire. Quindi incontrare la Presidente Meloni, voglio dire, lei è una persona forte, io ritengo di essere altrettanto forte per necessità più che per nascita, perché uno forte lo diventa, e mi piacerebbe veramente far capire le vere difficoltà nelle famiglie, perché bisogna esserci dentro, perché poi si fa presto a dire beh, ma tu sei forte, ma tu porti le croce perché puoi portarle. Bisogna invece calzare le nostre scarpe e andare avanti, però con tutto quello che ne consegue anche. Allora tu di sicuro non ti fermi, tanto è vero che stai andando avanti. Facciamo vedere la locandina di quello che sta cercando di fare la nostra Michela Morutto. Demenze, facciamoci sentire. Roma, 30 maggio 2023, incontro con una senatrice, partecipa. Allora vediamo la locandina, prego Michela. Sì, questo devo dire è un incontro che ha organizzato la dottoressa Elena Sodano. La dottoressa Elena Sodano ha creato una casa paese per demenze in Calabria, dove le persone vengono lasciate libere di muoversi senza utilizzo magari di terapie massive farmacologiche, cosa che magari nelle altre strutture non esiste. E lei ha incrociato la ministra delle disabilità, che è stata molto colpita da questa cosa, è riuscita ad avere questo appuntamento per andare a Roma un attimino, cerchiamo una quindicina di persone, stiamo cercando di creare un movimento dei caregiver, ma caregiver in questo momento per le demenze, perché voglio dire, una persona che ha la demenza non ha la pensione, non ha la 104, non ha l'accompagnatoria, cose che magari in altre malattie vengono date in automatico. Non che, voglio dire, un malato oncologico sia meno importante, per carità, però voglio dire, le malattie non dovrebbero essere di serie A e di serie B. E quindi in questo momento ha organizzato questo incontro con questa senatrice che è molto attenta a questa tematica, e andiamo a Roma, stiamo cercando di creare questo movimento per un domani aggregare tutti i caregiver. Attualmente sono i caregiver di persone con demenza, ma questo dovrebbe accorpare tutte le persone che hanno questa difficoltà, perché siamo stanchi di sentire la raccolta di questo, la raccolta di l'altro, ma delle persone che hanno una demenza che stanno aumentando in maniera veramente impressionante, sia a livello giovanile sia ovviamente anche a livello senile, è la nuova malattia del futuro, perché lo stress e quante altre problemi, anche il Covid può creare una demenza. Quindi cosa stiamo aspettando di strisciare? Io fra l'altro non posso andare a Roma perché io non cammino, io devo essere operata a fare una protesi al ginocchio, mi muovo con stampelle tuttora. Cosa vado a fare a Roma? Che anche solo 3 ore di treno è una cosa impossibile, però cerco di mandare avanti le persone e dire urlate anche per me, perché fisicamente io sono arrivata allo sfascio adesso, Mirella. Avete sentito? Ecco, Michela, mi dispiace molto di quello che stai dicendo, però io sono convinta che la tua determinazione continuerà, ecco, perché bisogna centrare l'obiettivo, e per centrare l'obiettivo bisogna fare squadra ed essere tutti assieme. Ecco, sentiamo anche Erika Borellini come commenta le parole della nostra Michela Morutto. Prego Erika. Sono completamente d'accordo, perché sia io che lei siamo partite più o meno dallo stesso periodo a portare avanti questa battaglia,
e anch'io non riuscirei ad andare a Roma, io anch'io non mi riuscirei a spostare, tant'è che non sono potuta venire in studio perché anch'io sono piena di dolori fisici. Quindi, però almeno cerchiamo di mandare avanti gli altri, di fare gruppo per portare avanti un fine comune. Per quanto riguarda gli aiuti, anche il tuo commento, Mirella, io ti do perfettamente ragione. Infatti tutte le volte mi arrabbio perché dico, ma la signora di 70-80 anni che è in pensione, come fa a pagare tutto? Come fa a dare una vita dignitosa al proprio caro? Perché qua si tratta di dignità sia del malato sia del caregiver, che spesso viene a mancare in entrambi i casi. Qui vediamo la foto, vero Erika? Sì. Quella è la mia mamma. È un rapporto particolare che si viene a creare, in particolare nel mio caso. Come si chiama la mamma, Erika? La mamma si chiama Lorenza, quello è mio padre Stefano che la sta spingendo. Facciamo anche queste foto buffe da mettere su internet perché mia madre ha un profilo Facebook che gli faccio vedere tutti i commenti, è perfettamente cosciente delle foto che vengono pubblicate, le approva lei, se no io non faccio nulla. E ad esempio per il suo compleanno, quando riceve gli auguri, è veramente molto felice. Questo per mantenere il contatto con la realtà, il contatto con la quotidianità, che è esso stesso parte della terapia, perché non possiamo pretendere che le persone con una disabilità o con una malattia rinchiusi in un contesto possano migliorare o almeno stabilizzarsi. Quello che dico io è trattare il più possibile una persona con disabilità da persona normale, aiutarla dove non ci riesce da sola, ma trattarla il più possibile come una persona normale. E allo stesso tempo, per quanto riguarda le demenze, sono sempre più le demenze giovanili, come diceva appunto Michela, e non possono essere messi nelle stesse strutture di persone per anziani perché hanno altre esigenze assolutamente. Per cui io sostengo sempre la sua battaglia da questo punto di vista. Allora salutiamo, un grande abbraccio anche a Lorenza e Stefano, che sono i genitori della nostra Erika Borellini. Salutiamo anche i figli e anche il marito di Michela Morutto. Ecco l'importanza di far vivere una vita normale. Per farvi fare questo ci vogliono proprio soldi, perché questa è la verità, e soprattutto spazi adeguati. Io sto pensando che oggi è la giornata internazionale della famiglia. Cosa vuol dire? Oltre a essere scritto giornata internazionale della famiglia, cosa rimane dopo questa giornata alla sera a queste famiglie, a queste persone? Cosa dici, Michela? Cosa rimane? Io ieri ho fatto in modo che ci fosse una famiglia a casa mia, che ci fosse un papà accanto ai bambini. Io oggi sono distrutta perché logicamente sono stata supportata veramente da persone che sono andate a prendere Paolo, l'hanno riportato dentro, hanno perso ore anche solo per convincerlo, perché magari in un momento di lucidità Mirella non voleva più entrare in struttura. Io con il cuore in mano però era giusto che lui ci fosse, perché lui ha una sua dignità, è venuto a messa, è stata una cosa veramente molto importante, anche se è comunque una cosa faticosa, perché devi avere sempre qualche supporto, devi comunque avere i figli che ti stanno vicino e che sono pronti anche a vedere il loro papà che magari non li riconosce o non sa rapportarsi con le persone, voglio dire, però è stata una cosa veramente importante e molto bella. Allora Michela, tu che stai vivendo sia all'interno che all'esterno questa situazione con i tuoi figli, cos'è che vedi in tuo marito la differenza di quando è nella struttura a quando riesce a uscire? Perché non è sempre facile, ma riesce a uscire e tornare in un ambiente che magari non riconosce più al momento, ma ci sono questi momenti fortunatamente ancora di lucidità. E soprattutto come vivono i tuoi figli questa situazione, perché può essere anche traumatica. Cosa vuoi dire? Ma i miei figli la vivono, nel senso hanno capito ormai che il papà, anche se a volte li rifiuta perché magari loro si pongono in maniera un po' irruenta, sono ragazzini, 10 e 14 anni quasi, quindi hanno capito che il papà bisogna accompagnarlo, capire, dargli i suoi tempi. E hanno capito comunque che devono supportare anche la mamma, perché adesso anch'io che non riesco ad arrivare dappertutto più come facevo prima, se non avessi loro
non so dove sarei ora. Però vedere mio marito che fa un sorriso, Mirella, anche mettendosi una maschera a volte, perché lui recita a volte una parte perché non sa dov'è, non sa chi vede, a me chiama signora, chiama mamma, però sa che sono io, voglio dire. Poi in un certo momento mi guarda e mi dice Michela, e comunque Mirella, la lucidità di Paolo, che ancora in alcuni momenti mi dice non venite più in struttura, fate la vostra vita, io so come va a finire, questa ti taglia le gambe e nello stesso tempo ti dice andiamo avanti, dobbiamo comunque far capire che ci sono queste situazioni, perché persone giovani così non si possono abbandonare il proprio destino. Allora andiamo a Vicenza, andiamo a vedere questa assistenza domiciliare, sentiamo cosa si dice e poi commentiamo questo servizio. Noi 10 anni fa siamo stati i primi a pretendere che le istituzioni scrivessero nelle leggi che nelle strutture per anziani devono entrare gli anziani non assistibili a domicilio. Quindi siamo i primi che chiediamo che l'anziano finché può rimanga a casa. E quindi ben vengano tutte quelle politiche, quelle forme di finanziamento, qualunque cosa che possa permettere all'anziano di rimanere a casa il più possibile fino all'ultimo giorno. Liste di attesa chilometriche, carenza di infermieri, i costi delle rette saliti alle stelle sono solo alcuni degli elementi che riportano la questione dell'assistenza agli anziani in primo piano. Scegliere per le persone autosufficienze un'assistenza domiciliare potrebbe rivelarsi una scelta ottimale con un minimo di accortezze. E adattando i bagni, e adattando qualche locale. Guardi, noi qualche volta quando vengono anche di familiari degli anziani che magari hanno il primo approccio a conoscere, diamo anche noi dei consigli come strutture, diciamo togliete i tappeti, togliete le cose in cui l'anziano può inciampare, perché è l'atto avverso che spesso causa una condizione di autosufficienza. Iniziare un rapporto graduale prima di un eventuale ingresso in una casa di riposo potrebbe essere l'inizio di un percorso meno traumatico. Noi lo diciamo da anni, ci piacerebbe anche come strutture andare a casa di questi anziani. Voi immaginatevi l'approccio con una struttura, con persone nuove che non hai mai visto, rispetto all'approccio con una struttura che magari conosci perché il suo personale, vuoi la stessa divisa, lo stesso modo di fare, l'hai avuto nel corso dell'evoluzione della tua vita. Sono ragionamenti troppo semplici per un sistema di politica troppo complesso. La politica nazionale latita sul versante normativo, ma sono gli amministratori locali che potrebbero spingere le azioni di governo. Oggi noi dobbiamo proprio ripartire dai sindaci, perché quell'altro tipo di politica è lontana. I nostri anziani sono i loro cittadini, quindi io credo che oggi devono essere veramente i sindaci che devono avere, vorrei dire si dovrebbero ribellare a questa situazione, perché diventerà un problema anche per loro. Allora, io non so se sbaglio, Michela, e lo chiedo anche a Erika, ma invece di parlare di anziani, parliamo di persone di fragilità. Noi non abbiamo servizi adeguati alle fragilità. E quando parlo di fragilità apro un mondo, ma è così. Perché poi vedremo un altro servizio, anzi lo guardiamo subito perché poi il tempo è tiranno, andiamo a vedere questa protesta dei genitori disabili ai centri estivi. Andiamo a Venezia, così poi commentiamo con le nostre ospiti. Ci siamo ritrovati a maggio, noi sia come famiglie di ragazzini con disabilità sia come organizzatori di centri estivi a scoprire dall'ASL che avremo come copertura di operatori sociosanitari di sole 40 ore. Ovvero 2 settimane e non più 6. Sono oltre 400 le famiglie di bambini e ragazzi con disabilità residenti nei 17 comuni della Riviera, del Brenta e del Miranese che si troveranno così senza i centri estivi. La difficoltà
di fondo è enorme, perché sia dal punto di vista delle famiglie che si trovano a ridosso proprio delle vacanze estive, che non sono 2 ma bensì 13 da sostenere e da organizzare per i ragazzi, ma famiglie che lavorano hanno necessità di sapere in anticipo come fare, e lo stesso che organizza i centri estivi, perché ovviamente ci avvaliamo di personale qualificato, di psicologhe che non possiamo di certo tenere in stand-by, ferme lì, finché l'ASL ci conferma se effettivamente ci aiutano o i comuni ci aiutano ad avere qualche settimana in più, per non parlare di quella che è la discriminazione nei confronti dei ragazzini che durante l'estate avere un mantenimento delle abilità acquisite durante l'anno è essenziale. I genitori hanno già avuto un incontro con le parti, ma non ha dato l'esito sperato. La responsabile del SIS che ci ha detto che appunto a causa di una mancanza di operatori, quindi pochi operatori rispetto alle richieste basate sull'anno precedente, quindi un 150 richieste, ma quest'anno prevedono qualcuno in più, quindi pochi operatori, non si riusciva a coprire più di 2 settimane. Invece il presidente del comitato dei sindaci ci parlava di una difficoltà di budget e quindi di una difficoltà da parte delle amministrazioni di affrontare quell'ulteriore spesa che si era presentata da parte della cooperativa. Da qui l'appello ai sindaci. O ci date la possibilità di avere ulteriori settimane di operatori attraverso il SIS, oppure la nostra proposta è quella che ci veniate incontro alle famiglie che chiedono settimane in più, vengano dati degli aiuti economici singolarmente. Allora, Michela, e poi sentiamo anche Erika. Allora, Michela Morutto e Erika Borellin. Vai Michela, dopo aver visto questi 2 servizi, ecco le fragilità, le persone, servizi, ma mancano i soldi, no? Mancano gli operatori, il cerino passa e intanto le famiglie patiscono, nel vero senso della parola, le pene dell'inferno perché non ci sono risposte. Prego Michela. Cara amica Raffaella Elisa, che nonostante le vittorie al TAR, nonostante che si portino a casa delle sentenze positive, Lisa è ancora a casa perché non si capisce dove ci si va a pigliare. Ma stiamo scherzando? Mi sembra di essere veramente in alle comiche, perché non è possibile tutto questo. Cioè, io porto a casa una vittoria e non ho il servizio, e intanto la ragazzina non viene supportata, non può andare a scuola, non può stare con i suoi coetanei. E quindi torniamo al nostro discorso, quando si parla sempre di anziani, ma gli anziani, per carità, io dico sempre, se mio marito si fosse ammalato a 80 anni, magari, voglio dire, si è ammalato molto giovane, quindi poi si hanno pensioni non adeguate perché non si hanno versato i contributi, e quindi cosa succede? Che le famiglie devono, cioè io devo mantenere mio marito, se ho soldi in più li devo a mio marito, se mio marito avesse soldi in più non può darli ai suoi figli, ma mi pare veramente una sciocchezza, e si arriva sempre a chiedere un supporto, perché se per assentarsi, per avere un po' più di dignità e rispetto ci vogliono i soldi, è inutile che ci giriamo tanto intorno. E poi ti vedi queste persone, vuol dire, che vengono qua, non fanno niente e hanno comunque il reddito di cittadinanza, hanno di tutto e di più, e io sono qua con l'acqua alla gola e devo stare a giustificare se per curarmi vado a fare le onde d'urto e mi costano 100 euro, ma io invece che farne 3 mi toccherà farne una, se sto bene ok, se no arrangiati. Ma voglio dire, come ha detto Erika, le malattie non si ammala solo la persona che ha la fragilità o la disabilità, si ammala tutto il nucleo familiare che ci corre dietro. Le famiglie hanno bisogno di sostegno a qualsiasi età. Allora, intanto vi comunico che a Villa Margherita a giugno partiranno i centri estivi con la scuola del fumetto di Treviso. Ecco, cerchiamo di dare anche una possibilità a queste famiglie che non sanno a chi rivolgersi o per problemi economici o per altro, che a Villa Margherita partiremo con i centri estivi con la scuola del fumetto di Treviso. Abbiamo Raffaella da Paesi in linea. Ciao Raffaella. Ciao Mirella, ciao Michela e ciao Erika. Che dire, io sono qui per sostenere le vostre voci, per dire che dai 15 anni in su c'è il disastro, non ci sono risposte, il più delle volte ci si accorge addirittura che improvvisamente un'indennità viene tolta
perché è toccata pure questo a Lisa, e un po' voglio raccontare quello che un po' similmente è accaduto a Lisa e che sta accadendo a Paolo. Un giorno io ho portato Lisa in una realtà dove c'erano dei ragazzi speciali, ma non c'era la lingua dei segni. Quindi lei mi ha detto: mamma, io qua non mi sento inserita, io qua vedo persone di una certa età, mi diceva sempre in lingua dei segni, troppo vecchi, perché giustamente se tu vedi persone magari anche di 40, per una ragazza di 14-15 dice è troppo vecchi. Quindi mi immagino la situazione di quando lo dice Paolo, o mi immagino la situazione di quando le risposte non ci sono. Credo che ci debba essere più un ascolto territoriale e nazionale. Credo che il caregiver deve essere considerato, perché secondo me siamo trasparenti, manco me viene considerata il concetto e la fatica che noi facciamo, le rinunce e anche il cosiddetto rischio di povertà. Chi lo sa come saranno le mie pensioni e chi lo sa come sarà il nostro futuro. Spesso le strutture non hanno la risposta, divise per età e divise per esigenze. Io spero che la battaglia di Michela e la battaglia di Erika sia una voce per tanti, e mi auguro veramente che questo evento del 30 maggio che diceva Michela almeno iniziano ad essere ascoltate le prime necessità. Buona continuazione e grazie. Grazie a te Raffaele, sentiamo come commenta Erika Borellini, caregiver. Prego Erika. Sì, per quanto riguarda le difficoltà personali posso fare un esempio, che io tutti i giorni faccio fisioterapia a mia madre perché non viene passata, e sono 10 anni di malattia, 10 anni che io faccio fisioterapia, questo vuol dire usura del mio corpo. Parlando brevemente degli anziani, si parla sempre di anziani appunto, ma in realtà si dovrebbe parlare di persone fragili, e io sono una delle prime sostenitrici che quando si può rimanere nella propria abitazione è meglio, e i comuni, le province, lo Stato dovrebbe fare qualcosa affinché questo avvenga, ma addestrando anche adeguatamente chi rimane accanto alla persona fragile, perché non sempre si è pronti o si è preparati a gestire la situazione, non si hanno le conoscenze di base fondamentalmente. Per quanto riguarda ad esempio invece il caso dei centri estivi, lì anche quello è un grosso problema, sia dal punto di vista della gestione del tempo del genitore, che in quel momento può lavorare, può portare avanti un'attività lavorativa, ma anche dal punto di vista del ragazzo, che è inserito all'interno di un contesto sociale con delle persone specializzate, del personale sociosanitario che sa come trattare la malattia o la disabilità o la fragilità, chiamiamola come vogliamo, può garantirgli uno sviluppo migliore all'interno del suo status, può garantirgli una sorta di dopo di noi, perché c'è ancora questo problema del dopo di noi che spesso deve essere trattato, e se lasciamo ad esempio i bambini e i ragazzini isolati e non all'interno di contesti sociali con personale istruito, diventa veramente difficile farli crescere in modo normale seguendo un percorso adatto alle loro esigenze comunque. Poi sì, il problema della pensione del caregiver ci penso spesso, perché ad esempio io ho 29 anni, non ho ancora un contributo versato perché ho studiato all'università, ma non è che potevo fare un secondo lavoro, perché il mio secondo lavoro è gestire mia madre, e mi chiedo, fortunatamente sta bene in salute, quando io arriverò all'età della pensione come farò? O chi come me parte da giovane a fare il caregiver, casomai l'attività di caregiving di 30 anni, come farà quando sarà vecchio e avrà bisogno di un aiuto lui stesso, nel momento che non ci saranno aiuti né provenienti dallo Stato né dalle proprie risorse economiche, dal momento che non si è lavorato in modo adeguato per mettere via abbastanza contributi. Ma soprattutto hai detto una cosa importante Erika, e ti mando un grande abbraccio per questo, ma la mia vita qual è? Qual è la mia vita in questo momento? Sì, faccio la caregiver, è mia mamma? Assolutamente sì, ma c'è anche la mia vita, sono giovane. Ecco, mi date una risposta, qualcuno vuole rispondere alla nostra Erika Borellini che ha posto veramente la questione in termini pratici. E io che persona sono? Chi sono io? Cosa ho io alla mia età? Perché ho dovuto rinunciare a tutto, perché è la mia mamma. Io ho deciso di fare questo, ma dovrei essere supportata. O sbaglio, Michela?
Assolutamente d'accordo, assolutamente, perché alla fine va benissimo così, diciamo, per le istituzioni, perché noi siamo, nonostante tutto, personale altamente qualificato, gratuito, 24 ore non stop, mattina, mezzogiorno, sera e anche notte, e le persone che devono lasciare il lavoro, poi come è successo anche a Raffaella o le altre famiglie che devono lasciare il lavoro per supportare i propri figli anche magari a scuola, perché non ci sono il personale adeguato che possa dare anche l'orario, come quando dicono hai 20 ore e poi ti ritrovi che invece a scuola ne hai solo 10, dove vanno a bussare? Ai genitori, vanno a bussare dai genitori, o come quando io mi sono ritrovata in pieno lockdown con un marito che poverino voleva scappare, chi mi supportava nei momenti in cui non riuscivo neanche ad alzarmi proprio perché sono disabile? 2 bambini, un bambino di 6 anni e uno di 10, è poco da dargli la medaglia e la spillina di Alfiere della Repubblica, non si mangia, non si va avanti con le spilline e le medaglie. Allora Michela, io sono proprio convinta che forse facendo squadra, come ho detto prima, ecco, facendo capire che bisogna battere a queste porte, buttare giù queste porte di gomma, perché sono diventate porte di gomma, tanto si arrangiano, tanto c'è il mondo del volontariato, tanto c'è, ma poi ci ritroviamo che il mondo del volontariato magari non ha il numero di Erika Borellini o di Michela Morutto, perché nessuno glielo dà e noi non riusciamo ad aiutare per caso, perché queste persone si sono messe in rete grazie ai social, qui dobbiamo dire grazie ai social è emerso questo problema, o sbaglio Michela? No, i social da questo punto di vista sono molto importanti perché mi supportano molto nella mia battaglia. Quando pubblico vedo che sono anche molto seguita, quindi vuol dire che c'è tantissima gente che ha questa difficoltà. Ovviamente c'è il caregiver dei bambini, voglio dire, ma come dice Raffaella, ci sono varie età, ci sono i bambini che hanno determinate esigenze, adolescenti, adulti giovani, adulti dell'età senile, voglio dire, però il fondamento è sempre quello, per carità. E anche questa disparità, queste malattie di serie A, malattie di serie B, arrivi all'INPS e neanche ti considerano, ma non esiste, ma noi paghiamo le tasse e abbondantemente. Nel mio caso i rincari dell'RSA, ma sono tutti sulle mie spalle, e io come faccio a curarmi? Perché giustamente allora è inutile che io lavoro e mando avanti la baracca e poi come faccio a curarmi? E se mi operano il ginocchio, chi va su e giù da Paolo? Chi guarda i bambini? Mio papà e mia mamma? Mio papà e mia mamma hanno un'età che dovrebbero pensare magari alla loro esistenza, non supportarci sempre continuamente, perché il resto delle persone non vede o non vuol vedere. Molto importante quello che hai detto Michela, sentiamo anche Erika come commenta, perché veramente facciamo rivedere la locandina per cortesia, dico alla regia, demenze, facciamoci sentire, Roma 30 maggio 2023, andiamo a vedere invalidità e diritti.it. Prego Erika, ecco, cosa ti aspetti da questa importante e soprattutto manifestazione che vorrà ascolto, qualcuno dovrà dare l'ascolto, perché un conto è sentire, un conto è ascoltare, qui abbiamo bisogno di un ascolto serio, ecco, che qualcuno veramente si renda conto dei problemi che voi avete questa mattina elencato, e sono veramente problemi gravi, problemi seri che devono assolutamente avere una risposta. Prego Erika. Io mi aspetto una politica di reale ascolto, non facendo finta, attuando poi qualcosa che sia a sostegno, una rete che sia a sostegno delle famiglie, perché io stessa mi sono sentita dire, perché mi sono stati tolti dei servizi, dicendomi ma voi siete talmente bravi, potete farlo da soli. Non funziona proprio così, io sono brava perché sono venuta a diventarlo, ma c'è bisogno di una rete perché io sono forte, ma casomai una signora con un modo di pensare diverso, di una diversa età rispetto alla mia, non è così forte, ha bisogno di un sostegno anche psicologico, oltre che un sostegno pratico, e questo deve essere reale, non solo parole, perché sennò se ne parla tanto, ma poi a noi chi ci aiuta quando stiamo male? Noi non abbiamo la possibilità di ammalarci, perché sennò nessuno fa le cose al posto nostro, noi siamo quelli responsabili di tenerci in contatto con i medici, di andare a prendere le medicine, di vedere il malato, di gestire un attimo la famiglia, quindi se noi ci ammaliamo alla fine cosa succede? Non possiamo neanche prendere l'influenza, perché comunque quando prendi l'influenza tu continui il tuo lavoro di caregiver e contemporaneamente anche il tuo lavoro quotidiano, perché non ti puoi permettere di mancare da lavoro. E anche
l'accettare il caregiver con le sue flessibilità all'interno di ogni ambiente di lavoro dovrebbe essere considerato, ad esempio, perché va bene la 104, ma si sa benissimo che in caso di disabilità gravi la 104 non ti basta, perché se devi andare a fare una visita, come fai? Fai 2 visite per il malato, poi se tu ti ammali tu non fai più visite, giusto? Anche perché anche la 104, quando devi essere assunto, come vedono che hai una fragilità, una disabilità, è difficile essere anche assunti, anche se la legge prevede questo. La Costituzione, che io leggo queste mattine, dice all'articolo 18: i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli della legge 19, 20, 39 e 49. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazione di carattere militare. Perciò, Michela, questa riunione che avete fatto, che poi finirà in questa partenza che arriverà a Roma, per far capire e far sentire soprattutto la vostra voce, il vostro accorato appello, perché così non potete continuare. Prego, Michela, lo prevede anche la Costituzione. Ecco, quando c'è qualcosa che non va, ci si può riunire e si può anche fare questa dimostrazione liberamente. Prego. Sì, è vero, Mirella, noi facciamo tutte le dimostrazioni del caso, però i nostri appelli rimangono veramente così campati in aria. Io ripeto, non riesco ad andare a Roma perché proprio fisicamente non ce la faccio, però voglio dire, come la Presidente è venuta a incontrare gli alpini, non era neanche tanto lontana, potrebbe anche un attimino mettersi a disposizione per parlare con le persone che sono caregiver, che assistono delle persone ammalate, come anche nel mio caso mio marito è ricoverato, ma le difficoltà comunque da gestire lui, i bambini e quant'altro sono sempre a carico mio, perché io comunque devo lavorare per mantenere tutta la baracca. Quindi, cara Presidente Meloni, mi farebbe tanto piacere poter scambiare 2 parole con lei, che le spiego io come vanno le cose. Ma scusa, Michela, ma scusa un attimo, adesso avete una senatrice, anche donna, che tu hai nominato, che io non nomino. Allora è lei che deve fare adesso da ponte e da tramite, deve assolutamente impegnarsi, ma soprattutto siete voi che dovete parlare, perché siete voi che vivete il problema e sapete di cosa avete bisogno, perché sennò le cose riferite non sono mai quelle sentite veramente da chi ha questa necessità. O sbaglio, Erika? No, è assolutamente vero quanto dici. Infatti il mio punto di vista è che bisognerebbe che ci vadano a parlare delle persone che hanno ben idea e abbiano un gergo adatto alla situazione, perché spesso se non hai un gergo adatto alla situazione non vieni minimamente ascoltato. Per cui bisognerebbe prendere degli esponenti, mi dispiace dirlo in questi termini, dei vari tipi di caregiving, perché sono diversi i problemi, e andare a parlare seriamente, incontrarsi. Io dico anche paradossalmente attraverso il web, visto che con una videochiamata, visto che molti non si possono muovere da casa, perché è vero, è bello raggrupparsi nelle piazze, ma chi ha problemi di disabilità spesso non può lasciarla a casa, non può lasciarla assistita e non può lasciare nessuno. E infatti quello che stiamo facendo io e Michela tuttora, continuiamo a far sentire la nostra voce scrivendo in modo chiaro e preciso quali sono i bisogni, senza fare troppo ciociarlo, lasciatemi passare il termine, cioè senza fare troppo casino, e nella speranza che qualcuno lo ascolti. Poi vedo che sia io che lei abbiamo abbastanza seguito, però il seguito non basta alle persone finché le istituzioni non ci si mettono e non decidono di ascoltarsi e oltre ad ascoltarci fare qualcosa di concreto, che è una rete di supporto, non lasciato al parente che forse ti aiuta, forse no, perché nella maggior parte delle volte quando c'è di mezzo una malattia le famiglie si spezzano e non sempre c'è un aiuto da parte di chi conosci, quindi è importante appunto che si formi una rete. Allora Michela, visto che mancano ancora, e lo dico anche a Erika, 15 giorni, visto che siete così attive anche con i social, ecco, cercare di arrivare a questa senatrice e far capire, sì, lei, però anche noi dobbiamo parlare, noi sappiamo i problemi, dei rappresentanti che veramente riescono a far capire l'importanza di questo incontro. Michela, è qua che dovete gestire questa cosa nei 15 giorni. Ho capito che avete questo ponte, ma in questo ponte dovete esserci anche voi, addirittura anche con delle videochiamate, con delle cose che veramente vi coinvolgano e facciano capire veramente il problema, perché guardate che sennò non ne andiamo fuori. Prego Michela.
Sì, noi abbiamo dei rappresentanti, questa dottoressa Sodano, che lei insomma capisce benissimo le difficoltà perlomeno dell'ambito della demenza, voglio dire, anche perché lei ha curato molte persone giovani, quindi lei si fa portavoce, lei ed altre persone che hanno vissuto, ovviamente, e noi dobbiamo cercare di stilare dei punti in cui poi verranno effettivamente parlati, mandiamo giù comunque delle persone fidate, sai, saranno, metti una quindicina di persone, ma saranno 3 che parlano, perché bisogna essere chiari e raccontare quello che effettivamente succede. Poi ho detto, questo deve essere un incontro, diciamo, va giù, perché ci è stata data questa possibilità, si parla di demenza, ma il caregiver è caregiver a tutti gli effetti per tutte le malattie, anche se, come diceva giustamente dice sia Raffaella sia anche Erika, ci sono dei rami specialisti, voglio dire, ci sono delle problematiche ben diverse in ogni tipologia di malattia, però partiamo dal fatto che tutte le malattie sono di serie A, non di serie B, non di serie C, non che tu vinci un ricorso e neanche ti danno sostegno, non che noi dobbiamo fare i viaggi della speranza per avere 4H, dove alcune malattie hanno subito tutto sul piatto, ma non perché sono invidiosa dell'altra malattia, ma perché siamo in Italia e la salute è un bene e deve essere garantito a tutti in ugual misura. Allora Michela, rifacciamo vedere la locandina, l'ultimo appello che vuoi fare questa mattina, prego Michela Morutto. Sì, grazie. Allora ringrazio innanzitutto sempre per la disponibilità e sempre per il grandissimo aiuto che mi è stato dato da Mirella, perché poche pacche sulle spalle ma fatti da Mirella. Dobbiamo un attimino continuare a dire che esistiamo anche noi, resistiamo perché non abbiamo altre disponibilità, ma si sa che purtroppo anche noi abbiamo delle patologie e delle difficoltà. C'è bisogno di un sostegno economico per la figura del caregiver e per il supporto ai nostri cari ammalati, perché voglio dire, si deve creare la rete, ho capito, però iniziamo, non posso crearla io, la deve creare chi di competenza, le istituzioni. Stop. Grazie Michela Morutto, un grande abbraccio anche ai tuoi figli, a tuo marito Paolo, ci sentiamo, grazie Michela, veramente continua così. Erika Borellini, come ci saluti, che appello vuoi fare? Io sono sulla stessa linea di Michela. Basta parole, ma andiamo sui fatti, perché non si può basare tutto sulle parole di qualche esponente del caregiving per fare rete. Noi non facciamo già fatica quotidianamente, abbiamo poche energie tutti i giorni e anche fare rete per noi è faticoso, per cui dovrebbe venire dalle istituzioni dare un supporto reale. Questo è quello che mi sento di dire fondamentalmente, perché noi siamo stanchi psicologicamente e fisicamente, anche portare avanti le battaglie, come dico sempre, è stancante, nonostante sia giusto. Grazie anche a Erika Borellini, grazie veramente. Pubblicità. Mi accolgono decine di fili con tante banderuole colorate, con dei nomi e delle date scritte sopra. Sventolano allegre,
tutti i colori dell'arcobaleno. Ma non c'è nulla di cui sorridere. Arrivo ai piedi di una lapide di cemento alta oltre 250 metri. Ed è un onore per me avere in presenza Micaela Coletti, una sopravvissuta del Vajont, che dichiara: un'altra diga qua vuol proprio dire che contano solo soldi e potere. Grazie Micaela di essere qui con noi. Salutiamo anche il professor Luigi Dal Pauso, professore emerito di idraulica. Buongiorno professore Dal Pauso e sempre grazie per partecipare a questa trasmissione, ma dobbiamo anche capire e parlare con persone competenti che sanno quello che dicono, che sanno di cosa parliamo. Allora io partirei proprio da Micaela Coletti. Ecco, una dichiarazione forte, Micaela. Ecco, la storia forse insegna quasi niente o poco, perché ci risiamo con queste nuove costruzioni che hanno un punto di domanda. Tu che sei una sopravvissuta, stiamo parlando di una diga incredibile che ancora oggi si continua a vedere i disastri e a sopportare veramente queste famiglie in qualche modo con questi ricordi, con questa memoria. Oggi è la giornata internazionale della famiglia. Cosa vuoi dire, Micaela? Ma io dico soltanto una cosa, che 60 anni non sono bastati per capire veramente che cosa vuol dire vivere vicino ad una diga, in maniera assoluta. Io parlo della mia esperienza, io ho perso tutti, ma non ho perso soltanto il papà, la mamma, la nonna, la sorella, ho perso gli amici, ho perso tutti i ricordi che avevo della mia vita prima, di 12 anni, ho perso il mio paese. E perdere un paese, il proprio paese, dove tu sei nata, dove tu hai vissuto per 12 anni lì, è veramente una parte importantissima della tua vita. Io ci ho messo anni prima di capire quello che mi era capitato. Ho dovuto aspettare Marco Paolini. In quel momento ho capito, oltretutto, che i miei non sono morti per una pura fatalità, sono stati assassinati, perché lo sapevano quello che stava per succedere, però non hanno fatto assolutamente niente. E questa è una cosa che non è permissibile in maniera assoluta. E soltanto l'idea che qualcuno possa vivere vicino ad una diga e che possa comunque avere anche da sopportare quello che ho sopportato io, ma che continuo, perché non è finita. Dopo 60 anni ho ancora le stesse problematiche di prima, né più né meno. Odio la notte, vorrei proprio non dormire mai, non riesco a bere un bicchiere d'acqua. Una cosa semplicissima che fanno dei bambini di pochi mesi alle persone anziane. Io non riesco a bere un bicchiere d'acqua. Professor Dal Pauso, sono parole toccanti, è una testimonianza vera, una testimonianza provata sulla propria pelle. Ecco, lei è un esperto, adesso si parla molto di siccità, si parla poco di acqua, però si parla di interventi importanti che non conosciamo, non riusciamo a capire, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, noi siamo nel mezzo, ma queste persone che hanno vissuto si domandano: ma cosa sta succedendo? La storia non ha insegnato niente. Prego, professor Dal Pauso. Io non mi permetto di commentare, perché io penso che i superstiti del Vajont hanno il diritto di esprimere in assoluta libertà la loro opinione, le loro sensazioni. Dal punto di vista tecnico fare paragoni è sempre difficile. Io, con riferimento alla vicenda del Vajont, ho sempre rilevato, non tanto con riferimento al fatto che capitò in quella serata del 9 novembre del 1963. Ottobre.
Sì, ottobre, scusi, del 1963, quanto piuttosto con quello che è avvenuto dopo, perché esaminando la questione delle acque utilizzate dagli uomini, in particolare le acque del Piave, mi è apparso che ci fosse una incongruenza assoluta con riferimento al fatto che nel 1960 le concessioni di utilizzazione di acque del Piave si incrementarono di 18 metri cubi secondo. E io ho cercato spiegazione di questo fatto, però purtroppo, almeno io personalmente, non sono mai arrivato ad avere in mano i disciplinari di concessione che giustificavano questo incremento così importante nell'uso delle acque del Piave, perché si passava da 80 metri cubi secondo a 98 metri cubi secondo. Non sono però riuscito a trovare questi documenti. Dall'altra parte ho sempre dovuto constatare che c'era una certa ritrosia, o per non dire assolutamente la mancanza di volontà di consegnare questi documenti, che pure sono pubblici, non è che siano carte segrete, no? E allora domandandomi, o meglio cercando una spiegazione del perché fosse stata data questa importante ulteriore utilizzazione di acque del fiume, ho visto che c'era una stranissima coincidenza in termini temporali, perché nel 1960 la diga del Vajont era ultimata e iniziavano le operazioni di collaudo di questa diga e ovviamente dell'invaso che questa diga avrebbe garantito. Negli stessi anni, tra il 1960 e il 1962, veniva ultimata la diga del MIS. E allora ho collegato questi due fatti con un'altra circostanza che mi ha sempre stupito, perché se uno legge la storia delle concessioni, o meglio legge i documenti che sono stati prodotti con riferimento a questo progressivo incremento delle concessioni d'acqua per uso irriguo e idroelettrico, si accorge che molto spesso gli incrementi che venivano dati erano dati in previsione di un progetto, dell'ultimazione di opere e così via. Cioè venivano date queste concessioni prima che materialmente si potesse dare queste concessioni. Allora nel caso di cui stiamo parlando, cioè del Vajont, io credo, e nessuno mi ha mai smentito, ma nessuno mi ha neanche mai dato i documenti per capire io personalmente se era un'ipotesi corretta o sbagliata quella che io facevo. Mi sono convinto che di quei 18 metri cubi secondo, 14 derivavano dall'invaso o dovevano derivare dall'invaso del Vajont, 160 milioni di metri cubi, non piccole cose. Nel bacino del Piave l'altro invaso confrontabile è quello del lago di Santa Croce, 120 milioni di metri cubi. Ebbene, questi 14 metri cubi al secondo erano dati sulla fiducia che ultimata la diga del Vajont si sarebbe arrivati a invasare quella diga e quindi sarebbe stato disponibile un volume d'acqua che consentiva una regolazione pluriennale delle acque del fiume. Nello stesso tempo, attraverso il MIS potevano essere utilizzati altri 4 metri cubi secondo. E allora 14 più 4 fa quei 18 che sono una realtà, non è una mia invenzione, è un dato che gli stessi consorzi di bonifica condividono, perché oltretutto sono dati che mi sono stati forniti da loro.
E allora, io non vado a giudicare chi ha dato quella concessione prima che quella concessione materialmente potesse essere sostenibile. Dico che è il risultato di un costume, o meglio di un malcostume che si è ripetuto più volte nel caso del Piave. Però quello che osservo è che, ahimè, a seguito di quel disastro, no, tutto questo è caduto. E allora, se tutto questo è caduto e non era più possibile, io avrei trovato non ragionevole, ma necessario che quei 14 metri cubi al secondo di acque derivabili dal Piave fossero annullati. Quel serbatoio non è mai di fatto esistito con riferimento alle funzioni che doveva sostenere, e non è mai esistito e non esisterà nemmeno nel futuro, e quindi quei 14 metri cubi secondo devono essere rilasciati al fiume. Questo non è avvenuto perché questo avrebbe comportato una modifica dei disciplinari. Certo. Io da più tempo dico che quei disciplinari devono essere modificati, ma è evidente che è una richiesta che va contro altre posizioni, che sono posizioni di organizzazioni molto più autorevoli di me presso la politica. Ma professor Dal Paus, mi scusi professor Dal Paus, qua mi rivolgo anche alla nostra Micaela Coletti, questa sopravvissuta del Vajont. Ma il problema è che forse la politica ha preso il sopravvento su tutto. Il politico, molti politicanti che politici sanno tutto, hanno tutte le risposte in tasca, nonostante delle persone autorevoli dicano che non è la strada giusta, ma so io, ho il potere io e io faccio quello che penso che sia giusto fare, ma lo penso io. Non è che forse quando riguarda la sicurezza del popolo italiano la politica dovrebbe mettersi da parte e dare le competenze alle persone che abbiamo nel territorio? Non a caso, come dicevo prima, professor Dal Paus, facciamo i grattacieli nel mondo, i ponti nel mondo, abbiamo gli scienziati migliori nel mondo, i ricercatori. Forse qualcuno deve capire che deve cambiare registro, perché è la nostra vita, è la nostra sicurezza. La tecnologia ci permette di arrivare dove fino a pochi anni fa non si pensava di arrivare. Ecco, arriviamo nella Luna, ormai ci facciamo i viaggetti, abbiamo gli strumenti per fare questo. Però cosa c'è? C'è il business. Questo business che va sopra qualsiasi cosa. La sicurezza della persona, il servizio alla persona, che non è quello che vogliono loro, non è quello che vogliamo noi. Micaela, cosa vuoi dire? Ma quello che ho detto anche prima, che in realtà il popolo conta poco. Noi come persone contiamo soltanto quando c'è l'interesse da parte dei politici. Però ogni volta che noi facciamo una richiesta a loro, chissà come mai poi non viene mai portata fino alla fine. Allora, è mai possibile che nessuno si sia reso conto che in quel momento stava per sparire un paese come Longarone? Ma, ripeto, non è soltanto il fatto che sparisce fisicamente, è tutte le persone morte. Si parla di 2000 vittime, ma soltanto 726 sono le persone a cui è stato possibile dare un nome. E le altre, che fine hanno fatto? Eppure i segnali c'erano, questo certo, Monte Toc, ma è i segnali c'erano, sì. Qualcuno doveva ascoltare. Ma quello che io mi chiedo è perché è stata evacuata Erto, che è sopra, e non Longarone, che è ai piedi della diga? A me hanno sempre insegnato che l'acqua, per quanto alto possa arrivare, sempre giù cade. Allora è possibile che gente che in quel momento aveva fatto la diga più alta al mondo, per cui persone estremamente intelligenti, acculturati, di tutto e di più, perché non hanno tenuto conto di questo? Perché non hanno cercato di evacuare, di avvertire almeno i longaronesi? Perché? Cosa c'è sotto? Serviva uno spazio così grande, libero da tutto, da case e anche da persone? Per farne che?
Perché io dopo 60 anni ancora non ho capito perché Longarone non c'è più. Non l'ho capito. E non ho capito perché mio padre, mia madre, mia nonna e mia sorella sono morte e non sono state trovate. Devo essere contenta per caso? Lo Stato nei miei confronti non ha fatto assolutamente niente e continua a non fare niente. Aiuto psicologico non ce n'è, avere dei diritti meno ancora. Io sono considerata tanto quanto un'altra persona, con la sua storia, con la sua casa, con i suoi parenti. Io non ho niente, niente. Devo ringraziare chi? Professor Del Pauso, con queste parole di Micaela che fa capire veramente, qui stiamo parlando di esperti che sapevano, dice Micaela, loro hanno progettato, sapevano che poteva anche succedere, cioè a questo punto di domanda, perché non hanno evacuato anche Longarone, sapendo benissimo che se succedeva l'acqua sarebbe caduta giù? Professore, come risponde a queste domande che si pone Micaela che non riesce ad avere risposta? Ma guardi, io penso che la storia del Vajont è una storia tragica e credo che le spiegazioni che si possono dare dal punto di vista tecnico non servono a molto. Io penso che nel caso specifico, anche perché appena laureato ebbi l'avventura di consultare alcuni documenti che testimoniavano i movimenti dei caposaldi nel periodo antecedente al disastro. Ebbene, era chiaro che quella frana stava accelerando ed è forse mancato il coraggio in chi aveva la responsabilità di quell'opera di appunto chiedere l'evacuazione di Longarone, perché guardando i movimenti di quei caposaldi, al di là del fatto tecnico-scientifico che stava dietro, il movimento di quei caposaldi indicava che negli ultimi giorni qualcosa era cambiato in peggio e i movimenti dei caposaldi erano sensibilmente maggiori di quelli che si erano osservati nei periodi precedenti. E allora la decisione che doveva essere presa era quella appunto di evacuare Longarone. Non hanno voluto farlo per diversi motivi, forse perché non avevano l'autorevolezza tecnica. Se fosse stato vivo l'ingegner Carlo Semenza, probabilmente Carlo Semenza avrebbe avuto questa autorevolezza e avrebbe ordinato l'evacuazione di Longarone. Non è stato così. E poi c'era un fatto che non bisogna dimenticare. Eravamo nel momento in cui c'era il passaggio degli impianti dalla SADE all'Enel. E ovviamente il sistema degli impianti del PIAC con il Vajont aveva un valore, senza il Vajont aveva un valore di gran lunga inferiore. E allora hanno anche, secondo me, resistito per questo. L'ex Presidente della Repubblica disse che i colpevoli erano stati individuati e colpiti dalla magistratura. Sì, i colpevoli a un certo livello, ma c'era un livello superiore dove secondo me c'erano dei colpevoli morali ed erano quelli che manovravano gli interessi legati a queste opere. Avete detto prima che la politica decide. No, non è la politica che decide, sono i gruppi di interesse che condizionano la politica e in qualche modo
impongono di prendere certe decisioni che non sono... Ho capito io, professor Del Paus, ma che firmano sono i politici, perciò i politici dovrebbero fare l'interesse della popolazione, la sicurezza della popolazione, e anche io sono convinta, professor Del Paus, che serve a parlare di queste cose, anzi la memoria è importantissima, e ricordo la memoria, la storia, per non fare altri sbagli, perché qui stiamo correndo dei rischi incredibili, perché se stiamo zitti e lasciamo fare, la storia ritornerà, professore. Abbiamo visto quel ponte che è crollato, di cosa è fatto dopo 9 anni? Crolla un ponte? Stiamo parlando del ponte di Messina, questo ponte che veramente qualcuno dice non si farà mai perché è troppo pericoloso. Chi ha la ragione in tasca? Ce l'ha l'esperto o ce l'ha l'esperto che può condizionare la politica, ma è la politica che firma, è il Parlamento che poi legifera. Micaela, prego. Sempre soldi, sempre solo soldi, interessi, punto. La gente non conta niente e la realtà è questa. Il Vajont dimostra questo. Non sono bastate 2000 vittime, che poi ci si dimentica 2000 morti. Le vittime sono anche altre, siamo anche noi, a cui è stato tolto la vita di prima, è stato tolto tutto. Ma quale politico è che è mai venuto a parlare con me, a chiedermi, senti un po', tu che hai passato quello che hai passato, sei rimasta da sola, di cosa hai bisogno? No. Ricordiamo, scusa Micaela, perché la storia è importante. Sì. Tu sei sopravvissuta, ma non perché eri da un'altra parte. No, l'ho perché la fortuna, si può dire così, perché a sto punto non... Cioè, la fortuna ha deciso che tu non dovevi morire in quel momento, il destino ecco, non ti aveva segnato, aveva detto no, Micaela ti ha segnato da un'altra parte, però sei riuscita a sopravvivere a questa tremenda disgrazia che ancora non ha giustizia. Prego. Certo, io l'ho vissuto in prima persona. Cosa è successo? Racconta, Micaela. Ho fatto più di 500 metri in linea d'aria di volo ed ero totalmente sottoterra, avevo fuori un piede e una mano. A 12 anni e nessuno mi ha mai detto guarda è successo questo, i tuoi non ci sono più. No, io per tantissimi anni mi sono sentita abbandonata dai miei, abbandonata perché nessuno ha avuto il coraggio o l'intelligenza o il cuore di dirmi guarda sono morti, non sappiamo nemmeno dove sono. Perché nessuno me l'ha detto? Allora Micaela, Liliana Segre dice che quando ci sono certi traumi così violenti in una persona, specialmente in una bambina, questa bambina c'è sempre dentro di te. Sempre. Solo quando la mia vita finirà, ha detto Liliana morirà Segre, anche forse lei. Riuscirò a dare veramente giusto ascolto a questa bambina che diventerà serena. Ecco, questa bambina vive sempre con te. Sì, è una parte importante perché è quella che mi condiziona ancora dopo 60 anni. Io ho fatto anche la regressione addirittura per poter rivivere finalmente quel momento, perché io ho dei ricordi che sono molto limitati, no? È logico anche. E sento che c'è qualcosa che di incompiuto, però questa bambina mi ha castrato la vita perché per tanti anni, secoli direi quasi, mi ha impedito di vivere veramente la vita, perché io mi sono sempre sentita abbandonata dai miei, ho sofferto le pene dell'inferno, mi sono sentita marchiata a sangue e con grandissima fatica ne sono venuta fuori. E ne sono venuta fuori 11 anni fa, da quando ho conosciuto il mio compagno Francesco. Perché fino a prima io ho pagato le pene dell'inferno. Avevo un marito ex che mi ha sempre detto che io ero rifiuto del Vajont, che stavo bene nei sacchi dell'immondizia come i miei. Questa è la vita che ho fatto io. Violenza su violenza, dolore su dolore. Certo, e nessuno che ti viene a dire qualcosa, che ti viene a spiegare, che ti dà un abbraccio, che ti dice guarda, non sei da sola. L'amministrazione, qualsiasi persona, qualsiasi, mi sarebbe bastata una parola. Adesso, dopo che ho costituito il comitato, c'è ancora chi dice che io non ho neanche il diritto di parlare.
Tu sopravvissuta non hai diritto io non di ho parlare. diritto di parlare. Ce l'avrà lui il diritto che non è un sopravvissuto, si vede. Infatti ho detto che funziona così finché stiamo zitti, ma quando iniziamo a parlare forse qualcosa si muove. Ancora una donna che si mette in prima linea, professor Dal Paus, però anche queste ricostruzioni, io dicevo prima a Micaela, raccontavo che quando dopo tanti anni sono ritornata a Longarone, quando sono arrivato ho detto ho sbagliato strada, sono a Marghera. Avevo proprio pensato di aver sbagliato strada, ho detto oddio dove sono arrivata questa mattina. E quando ho parlato con l'ex sindaco, che ho interpellato perché volevo capire com'era venuta questa ricostruzione così terribile per me, questo cemento dappertutto, mi ha detto dovevamo fare in fretta, dovevamo dare risposte immediate e non mi è bastato, ho detto no, non funziona così, non può essere così, perché costruire col cemento e costruire con altri materiali che avevamo a disposizione è la stessa cosa, c'è qualcosa che non torna. Prego professore Dal Paus, nei sbagli si dovrebbe imparare qualcosa, invece la storia non insegna niente. Mica sempre. Questo purtroppo capita. Io credo che la signora Coletti deve avere la possibilità di dire sempre e comunque quello che pensa. Infatti. E chi ascolta deve riflettere sulle sue parole e non fare commenti che sarebbero sempre fuori luogo, perché io credo che ho sempre pensato appunto che i superstiti fossero a loro volta le vittime di questa tragedia e quindi è una cosa difficile anche da commentare. Che poi non impariamo niente dalla storia, questo è evidente, ma è evidente in tutti i campi. Io mi sono occupato sempre di idraulica, ma anche in idraulica non abbiamo capito niente, perché 3 anni dopo il Vajont il Bellunese ebbe un'altra tragedia, la famosa piena del novembre 1966, sulla quale si è studiato, si è indagato, si sono individuate le soluzioni tecniche che potevano mitigare quei fenomeni. Eppure, a 60 anni di distanza, se dovessimo fare un commento breve e sintetico, è quello che da quella tragedia immane, che ho vissuto anch'io in prima persona perché sono dell'Alpago e in Alpago in quel novembre ci fu qualcosa di spaventoso anche. Non abbiamo fatto niente, sono passati 60 anni, ci siamo fatti inondare dalle parole, i fatti non sono mai esistiti, anzi sono poi nel corso del tempo emerse posizioni che contrastavano quelle indicazioni che poi erano indicazioni fornite da personaggi di grande preparazione. Il presidente della famosa commissione De Marchi era un personaggio noto a livello internazionale, eppure le sue indicazioni non sono servite a niente. Abbiamo Giovanni in linea, professore, se non mi cade la linea. Ciao Giovanni. Pronto? Giovanni? Non ti sento. Giovanni, parla al telefono. Pronto? Sì, prego. Pronto? Sì, prego. Mi senti, Mirella? Sì, ti sento bene Giovanni, parla. Mi senti? Ecco qua, io cerco di parlare meglio che posso. E allora io ringrazio la tua disponibilità di poter dire una parola. Di poter dire una parola a tutto il popolo italiano. Perché io ho girato un po' l'Italia, anche sono stato all'estero a lavorare. In ogni modo, se la magistratura non fa il suo dovere come deve fare, perché dobbiamo far capire a quelli che non vogliono mettersi in carreggiata, dobbiamo castigarli, non solo scrivere nel libro.
Grazie Giovanni, abbiamo capito il tuo pensiero, si sente male ma la riflessione è molto chiara, la legge è uguale per tutti, c'è un grande punto di domanda, bisogna vedere chi sono i tutti, sì. Ecco perché là è il nostro purtroppo rammarico, che quei tutti sappiamo benissimo e non a caso abbiamo anche la prescrizione in Italia, perciò la dice lunga su quelli che possono arrivare alla prescrizione e quelli invece che devono fermarsi molto prima, perché i processi durano una vita e costano l'ira di Dio, e perciò capite bene dove voglio arrivare. Però noi ce la mettiamo tutta, noi ci mettiamo la faccia, vero Micaela? Cavoli, diciamo quello che pensiamo, come dice il professor Dal Paus, ecco, i sopravvissuti sono le vittime, perché questa è la verità. Però si continua a far finta di niente e passare il cerino, ma io faccio la proposta, qualcun altro dovrà decidere, vorrei capire chi è questo qualcun altro, ecco gli esperti dicono una cosa però qualcun altro decide di andare da un'altra parte, condiziona la politica, ma allora non ne verremo mai fuori, professor Dal Paus. Allora che ce lo dicano chiaramente a sto punto, no? Ce lo dicano chiaramente, prego. Cosa vuole che le dica? Io penso nella mia carriera di aver cercato di come dire, mantenere la barra dritta. Non mi sono sicuramente fatto condizionare, ho fatto i miei errori, ma li ho fatti perché non perché qualcuno mi ha suggerito di andare in una certa direzione. Ho sbagliato perché magari non ero sufficientemente preparato su quegli argomenti. Ho preso ripetutamente posizione, ma devo anche dire che non sono stato in grado di incidere su questioni anche abbastanza importanti delle quali mi sono occupato. Innanzitutto questa questione della difesa idraulica e geologica del territorio, perché vuol dire non solo difendere il territorio, ma difendere la vita di chi su quel territorio si è insediato. Si continua a fare come si è fatto sempre. Io non vedo differenze. In questi ormai lunghi anni che ho passato occupandomi di queste questioni, mi sembra che i comportamenti siano fondamentalmente sempre gli stessi. Però professore, noi adesso parliamo di un'altra diga che qualcuno pensa di costruire, che è la diga del Vanoi. Ecco, però bisogna capire dove sarà la sicurezza, abbiamo anche un'emergenza idrica. Secondo lei, professore, serviranno queste dighe in futuro? Perché chissà quante vorranno farne, serviranno, non serviranno, avranno la sicurezza, non ci sarà la sicurezza, perché a noi va bene anche la diga, ma devono darci la massima sicurezza e la tranquillità dopo quello che è successo. Siamo sicuri che si può fare, perché la natura è imprevedibile. Ecco, cosa dirà la natura? Come accoglierà la natura? Perché è là che voglio capire. Prego, professore. Ma io sulla questione del Vanoi ho fatto una semplice osservazione e poi mi sono tirato addosso commenti di tutti i tipi, no? Anche mettendomi in bocca cose che io non avevo detto. Ho semplicemente detto che questo serbatoio fu indicato a suo tempo come possibile intervento per la difesa dalle piene dalla Commissione dei Marchi. Però ho anche ricordato che come questa proposta era stata formalizzata, la provincia autonoma di Trento si è subito decisamente opposta e in realtà quell'opera non è stata mai realizzata, sono passati quasi 60 anni. Ora, per far fronte alle necessità della cosiddetta siccità, no? Perché mi piacerebbe in questi giorni poter sentire quelli che hanno predicato fino a qualche tempo fa il fatto che eravamo entrati in un periodo irreversibile della storia dell'uomo, la grande siccità, la desertificazione addirittura del nostro territorio. E oggi cosa dicono questi signori? Pensano che basti un anno di osservazioni o un anno difficile dal punto di vista delle risorse idriche per stabilire che è l'inizio
di un'epoca che continuerà nello stesso modo? È qui che c'è un comportamento da parte dei tecnici incomprensibile. No, qualsiasi persona che si occupi di fatti che riguardano l'idrologia, la meteorologia, sa che bisognerebbe avere, per emettere sentenze, serie storiche sufficientemente lunghe per esprimersi. Allora, nel caso specifico, io dico che certo, tu denunci una scarsità di risorse e le soluzioni sono 2 o 3 forse anche. Veloce, professore, perché siamo in chiusura. Sì, tu potresti pensare che è necessario aumentare queste risorse e quindi togliere, nel caso specifico, altra acqua al sistema idrografico. Ma potresti anche pensare che forse le acque di cui tu già disponi non le usi nel migliore dei modi. Dovresti magari pensare anche che adeguando i tuoi sistemi di distribuzione dell'acqua e dell'uso dell'acqua potresti andare in una direzione molto più giusta, perché da una parte tu soddisfi le tue esigenze, ma dall'altra rispetti l'ambiente. Ma questo non avviene. E poi non deve pensare alle sue esigenze, deve pensare alle nostre esigenze. Professore, devo chiudere, ma la inviterò ancora, sa quanto ci tengo alle sue opinioni di persona veramente esperta e competente. Michaela, come vuoi salutare? Un minuto, che appello vuoi fare? Oddio, siamo al 60° della tragedia del Vajont, spero veramente che non ce ne siano altre. L'unica cosa che posso dire è questa. Speri che veramente qualcuno ci ripensi? Cioè, chi comanda deve capire che loro comandano sì, ma non possono gestire la vita degli altri. Devono ascoltare soprattutto il popolo e devono fare il bene del popolo, non soltanto delle tasche loro. Perché così funziona. E sedersi attorno a un tavolo e prendere la massima misura di sicurezza. Non soltanto uno, perché magari è un sindaco piuttosto che un assessore, loro hanno ragione, tu che sei lì che parli e che ascolti non vali niente. No, tutte le voci devono essere ascoltate. Tutte le voci devono essere ascoltate. Allora salutiamo veramente, grazie a Luigi Dal Poso, professore di idraulica, di essere stato con noi, ne parleremo ancora perché ci saranno ancora questi ricordi, la memoria, ecco, questi tagli di nastri, queste presentazioni, ecco, questo cimitero, speriamo che qualcuno porti anche dei fiori, visto che è una nostra tradizione, lo so, ma io continuo a dirlo, perché la nostra tradizione è il cimitero, quei fiori hanno cambiato anche quella tradizione, speriamo, l'ho detto anche il presidente della provincia di Belluno, ecco, l'abbiamo detto, perciò io spero sempre, perché anche è la nostra storia, il fiore nel cimitero, e forse queste persone meritano veramente questo. Io gliel'ho portati quella volta con il cardinale Parolin, mi ricordo, sono riuscita a portarli perché lo trovo una cosa veramente importante, almeno quello, poveretti, ecco, per ricordare. Grazie al professor Luigi Dal Poso, grazie alla nostra Michaela Coletti, sopravvissuta al disastro del Vajont, che ancora non riesce a bere un bicchiere d'acqua. Pensate, ecco, quanto trauma, quanto dolore, quanta disperazione nel vissuto che continua. Grazie, la posta di Mirella.